Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta dagli studi di Via Oslavia per Lecco Dolomiti Bellunesi, terza giornata di campionato, c'è da scalare questa, non sappiamo quanto vetta, Rinaldo Maglia. Ciao Rinaldo. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie Stefano, ben ritrovati e buon Lecco a tutti. Le ironie si possono sprecare sull'avversario di oggi, si possono fare 1000 battute, 1000 giochi di parole, li faremo nel corso della trasmissione. Mi raccomando, seguiteci in regia. Fausto Riva che salutiamo, tra poco ci connetti subito Fausto con la nostra Benedetta Panzeri dallo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, andiamo a capire un po' quelle che sono le ultime, siamo nell'immediatezza ormai della partita. Vi do subito le formazioni, così le commentiamo anche con Benedetta, perché ci sono delle novità. Il Lecco schiera Furlan, Battistini, Tanco, Ferrini, difesa è quella che ci si aspettava, con Pellegrino e Critta sugli esterni, Zanellato e Mallamo che sostituisce Metlica a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco, dietro Sipos ci saranno Furrer e Galeandro, visto l'infortunio all'adduttore di Frigerio patito poi nella giornata di sabato. Risponde la formazione di mister Nicola Zanini, le Dolomiti Bellunesi, con Abate in porta, difesa che dovrebbe essere a 3 con Mondonico, Milesi e Barbini, Saccani, Mignanelli, ex Lecco, lo ricorderete nella stagione 2012-13, quella di Roncari dopo la ripartenza post-Cala, lasciato un bel ricordo qui Daniele Mignanelli. Sugli esterni Brugnolo e Burrai, a centrocampo Clemenza che dovrebbe agire un po' più avanti da mezzala offensiva se non da trequartista, con Marconi e Toci che sono gli attaccanti. Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Adesso sento il vociare del Rigamonti Ceppi. Ciao Benny. Ciao Stefano, ciao a tutti. Benny, allora stavamo commentando con Rinaldo Maglia, stavamo dando le formazioni dei nostri amici a casa, commentando, ancora non le abbiamo commentate, ma lascio a te un po' questa incombenza, le scelte di Valente, perché c'è ovviamente fuori Frigerio, quindi dentro Galeandro. Questa era abbastanza chiamata, visto che Voltan insomma è appena arrivato e l'aveva detto il mister che non lo avrebbe messo dall'inizio, però c'è Mallamo al posto di Metlica. Questa è una scelta tecnica però, Benny. Sì, sembra una scelta tecnica, magari, non lo so, magari Metlica poteva già aver bisogno di, non so, di ricattare un attimo. Non abbiamo notizie di, diciamo, stop dell'ultima ora, come nel caso di Frigerio. Cioè, secondo me può anche starci come scelta tecnica. Comunque Metlica finora aveva giocato appunto le prime due, le aveva anche giocate tutto sommato bene, anzi in diversi tratti delle due partite era stato comunque tra i migliori in campo, però vabbè, ci può anche stare. Evidentemente Valente ha visto bene anche Mallamo, ha voluto dargli questa chance. Ci può stare secondo me. Per quanto riguarda Galeandro, hai detto bene tu, scelta abbastanza prevedibile, perché l'assenza di Frigerio ci sta a pensare che potesse toccare a lui. Ci poteva stare anche l'idea di vederlo magari, cioè adesso vedremo come si schiereranno in campo, perché secondo me può esserci una doppia opzione, cioè Galeandro alle spalle di Sipos insieme a Ferrer, oppure davanti, cioè sostanzialmente con Furrer trequartista, esatto, unico. Come unico trequartista, cioè possono starci entrambe le opzioni secondo me, vedremo in campo come aggiranno. Sì, comunque era abbastanza chiamata questa, avevi ragione tu, o giocava lui sì. o toccava a te giocare, Benny, oggi dietro le punte. Più o meno, perché come hai detto tu comunque Voltan non era pronto. No, assolutamente. Cioè, poi questo non vuol dire che non lo possa essere la gara in corso, però chiaramente non per giocare dall'inizio. L'alternativa secondo me poteva essere una sorta di 3-5-1-1 con un altro centrocampista. Rinfottendo il centrocampo, sì. Esatto, però Valente ha fatto capire in più occasioni di non essere un fan di un centrocampo di quel tipo lì, quindi l'unica alternativa era questa in sostanza. Sì, nonostante poi le cose migliori, l'anno scorso forse le abbiamo fatte con un centrocampo più folto. Però al di là di questo, Benny, una Dolomiti Bellunesi che si schiera in una maniera, lo possiamo dire, un po' più aggressiva rispetto a quello che ci aspettavamo alla vigilia. 2 punte più Clemenza, insomma, che potrebbe essere la mezzala offensiva da tenere d'occhio. Ma sì, allora, il loro marchio di fabbrica è sempre comunque il 3-5-2, lo era anche l'anno scorso. Hanno cambiato diversi elementi, perché appunto ci aspettavamo una formazione un filino diversa proprio per quanto riguarda gli uomini in sé, lo schieramento. Può essere, sì, come dici tu, che sia un po' più offensiva. Poi c'è anche, Burrai a centrocampo, era scontato ovviamente la sua presenza, però già è un altro elemento che
insomma non ha bisogno di grosse presentazioni, lo conosciamo, è un altro che comunque ha doti comunque offensive, può essere pericoloso anche sui calci piazzati, anche Valente stesso adesso comunque che dovrà essere tenuto d'occhio in varie circostanze. È una formazione comunque che, come abbiamo già intuito sia in base ai loro risultati, ma anche Valente stesso lo ha riconosciuto, che non va sottovalutata, questo sicuro. Assolutamente. Hanno anche un discreto numero di supporter. Sì? Quanti più o meno? Sono in sud? Sì, sono in sud, ma oddio, faccio fatica a quantificarli, potrebbero essere una ventina più o meno. Vabbè, dai, diciamo Forse che qualcuno in più. non è banale. Con almeno 3 bandieroni, quindi sono carichi. Assolutamente. Quanti spettatori più o meno ci saranno? Bene, poi magari ci darai dopo in generale, il sì, totale. non abbiamo il dato ufficiale chiaramente, però non è uno stadio di Monticelli, diciamo, grande sfoldero, nel senso anche la zona di Stinti in questo momento non è ben lontana dall'essere piena. Siamo indietro secondo me come numero e neanche di poco rispetto all'ultima occasione in cui avevamo raggiunto i 2600. Qualcuno ancora forse si concede una domenica pomeriggio di svago. Può essere, poi dell'inizio delle scuole, eccetera. Con tutto il rispetto, però non siamo di fronte sicuramente a una partita di cartello. Esatto, quindi anche quello, insomma. non lo so, secondo me se arriviamo ai 2000 è già tanto oggi, però vi aggiornerò se avremo il dato ufficiale. Dai, ti aspettiamo allora dopo, Benny. Ci sentiamo alla fine del primo tempo. Buona partita. Anche a voi. Ciao, grazie Benny. Senti Aldo, intanto vi do anche quella che è la cinquina, no, ormai della partita, perché il direttore di gara, che è Abdoulaye Diop della sezione AIA di Treviglio, coadiuvato dai 2 assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2, Angelo Di Curzio di Civitavecchia e invece Davide Gandino di Alessandria, il quarto uomo. L'operatore al FVS, questo insomma VAR dei poveri della Serie C, è Gianluca Livigni di Seregno. Poi ti chiedo se ti sta convincendo questo FVS, Visual Station Super Mega Astro, no? Tutto Visual Support. Ma questo supporto VAR in Serie C a chiamata ti sta... Il concetto di base sì, l'applicazione diciamo così sta molto anche al buon senso delle persone. E poi man mano verrà aggiustata un po'. Già abbiamo avuto un primo aggiustamento sul fatto che c'è stato un episodio dove la panchina si è autochiamata contro. Si è autochiamata, sì, non mi ricordo se la partita quale fosse. Per farsi togliere il rosso, no? Rosso, sì. Quindi la furbata dell'allenatore. Quindi questi ragionamenti qua, diciamo, verranno un po' eliminati, si affinerà la cosa, ed è molto 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 legata al buonsenso. Secondo me bisogna abituarsi, e le persone devono abituarsi a usarla in maniera corretta. Inizia la partita intanto. Io sono favorevole. Lancio lungo subito, la sventagliata di Tanco, anzi di Ferrini se non ho visto male, per Furrer, però si perde vicino alla panchina dell'Ecco, sarà rimessa laterale per la Dolomiti Bellunesi. Dolomiti Bellunesi, che è una società che è nata veramente da poco tempo, sono 4 anni, 2021, fondata dopo la fusione di fatto di Belluno, Feltre e Sedico. Certo, la tradizione è tutta quella del Belluno, che comunque ha calcato anche dei palcoscenici importanti in Serie C negli anni, ed è una squadra giovane che però insomma è riuscita ad avere diverse promozioni e arrivare poi in Serie C, quindi da tenere assolutamente d'occhio. Una formazione che quest'estate, di cui si parlava gran bene viste le ambizioni. Intanto un campanile alzato proprio dalla Dolomiti Bellunesi, prova Toci a metterla giù, c'è l'anticipo però dell'Ecco, che poi riesce in qualche modo a tornare da Furlan. Riparte Furlan, va da Ferrini, attaccato senza fallo, attenzione da Toci, no, è fallo. Arriva il fischio di Diop, per fortuna, perché Toci qui col fisico era riuscito a buttare a terra Ferrini, si stava involando verso l'area. Ecco, vediamo lo sparuto gruppo di tifosi delle Dolomiti Bellunesi. Un gruppettino c'è in sud, come ci diceva poc'anzi Benedetta, e anche noi possiamo vedere dalle immagini di Sky che arrivano nei nostri studi che i distinti oggi non hanno un bel colpo d'occhio come ci avevano abituato nelle scorse partite. Manovra il Lecco con Attistini, lo scambio con Pellegrino, confermato sulla destra Galeandro, prova a mettersi in moto, viene subito anticipato, c'è il fallo perché arriva il fischio del direttore di gara. Galeandro dovrà essere, Rinaldo, oggi un fattore, perché noi abbiamo negli occhi sempre quel Galeandro di inizio stagione scorsa, poi non l'abbiamo più visto se non a sprazzi,
Però è un giocatore che quando ha le occasioni come oggi deve assolutamente dimostrare di essere all'altezza. Assolutamente sì. Anche perché c'è un Voltan dietro come nuovo acquisto che incombe, aspetta. Quindi oggi è un'occasione per mettersi in mostra sicuramente. Calcio di punizione per il Lecco dalla tre quarti, siamo sulla destra, il mancino di Critta o Furrer con il destro, vediamo. Finta di Furrer, va Critta a scodellare, lungo dentro, il colpo di testa da allontanare dalla difesa, non riesce ad arrivare, sì, riesce ad arrivare in secondo tempo, poi Mallamo che la mette giù, difende il pallone, riesce a trovare un buon varco per il cross di Battistini con il destro sul secondo palo, l'anticipo in calcio d'angolo, sarà il primo corner, ottimo qui l'anticipo di Tocci che era in ripiegamento difensivo, il centravanti della Dolomiti Bellunesi. Per lui 3 gol, se non ricordo male, in queste prime 3 partite, compresa la Coppa Italia, 2 di campionato, 1 di Coppa Italia, un gol per partita, quindi sicuramente uno degli elementi da tenere maggiormente d'occhio. Il calcio d'angolo per il Lecco, battuto corto, la palla sui piedi di Critta che crossa basso, l'attacco di Sipos e poi arriva la botta forte di Zanellato che però la alza in curva nord. Ottimo questo schema. Ci siamo fatti un po' sentire subito. Va bene. Che tipo di partita ti aspetti? Cioè, sarà questo il Lecco che prova a schiacciare la Dolomiti oppure Dolomiti che cercherà di fare un po' il calcio allora, Mister Zanin? Secondo me sarà un po' il Lecco che cercherà di schiacciare la Dolomiti dietro, anche se bisogna capire quanto poi durerà questa situazione, no? di pressing e di pressione, no? Verso gli avversari. Una chiave potrebbero essere 2 chiavi. Uno, i calci piazzati da parte della Dolomiti e noi saper sfruttare un po' qualche amnesia difensiva che questa squadra delle Dolomiti potrebbe concedere. Sì. Intanto andiamo a vedere i risultati degli anticipi, perché qua si prospetta anche una situazione di classifica potenzialmente interessante per il Lecco, perché adesso ve la racconto. Intanto seguiamo l'ultimo tocco di Sipos, ci è rimessa dovessimo vincere, difesa per la diventa interessante, no? Sì, perché allora la vittoria del 3-2 del Renate sul campo dell'Albino Leffe, l'1-0 dell'Alcione al Lumezzane, 3-1 della Pergoletese sul Cittadella. Questa è sicuramente una vittoria che fa un po' rumore, come fa rumore in termini però numerici il 5-0 dell'Union Brescia sulla Pro Vercelli. Oggi si giocano Lecco Dolomiti, alle 15 Novara Trento, Triestina Ospitaletto, alle 17:30 poi Giana Pro Patria, Vicenza Arzignano e mercoledì 17 settembre posticipo tra Virtus e Inter Under 23. Il Renate lì a 7 può essere raggiunto dal Lecco oggi e superato soltanto dall'Arzignano in caso di vittoria. Attenzione, palla in mezzo però facile per Furlan. Se l'Arzignano dovesse vincere questa sera con il Vicenza andrebbe in solitaria a 9 punti. Il Lecco in caso di vittoria però sarebbe nel gruppo delle prime, certo, quindi a 7 punti. Sì. Sarebbe un inizio di campionato, 7 punti in 3 partite, Rinaldo, che non dico non ci aspettavamo, però ottimo come non succedeva da un po' di tempo. No, ma qui in questa fase non bisogna contare i punti, bisogna salire di condizione, di amalgama. Attenzione al break del Lecco, ti interrompo solo un attimo. Bella la palla per Furrer, anticipato al limite dell'area, c'era stata una bella azione di Pellegrino sulla destra, poi Tanco sbaglia tutto, attenzione perché Tocci commette fallo e per fortuna arriva il fischio di Op, perché qua abbiamo un po' rischiato su questo 1 contro 1. Sì, qui Tocci brucia a secco Tanco. Sì. Non lo so, non mi è piaciuto qui Tanco, però troppo molle, lui deve far valere il fisico nell'1 contro 1 e invece non lo ha fatto. Prendiamo sempre un po' troppi rischi lì a centrocampo. Mallamo anche adesso un tocco impreciso, la pressione di Sipos su Abati che però riesce a rinviare, poi il colpo di testa a centrocampo a servire Galeandro che però c'è fallo nel cerchio di centrocampo, arriva il fischio, è rimasto a terra forse proprio Toci. Sì. Ti volevo chiedere anche questo, meglio affrontare le prime 3 di campionato 3 squadre come Ospitaletto, Triestina e Dolomiti Bellunesi, che non sono certo tra le più accreditate, no, in questo campionato, per mettersi un po' in mostra, fare gruppo, diventare una squadra e fare al contempo anche risultati che ti danno fiducia, come sta succedendo? Oppure era meglio trovare qualcuno di un po' più probante? Allora, in questo caso, trovando queste tipologie di squadre, devi assolutamente comunque metterli a punti. Il lancio di Zanellato, l'anticipo. E quindi questo ti obbliga, ti vincola un po'
cross un po' sbilenco, c'è il colpo di testa da allontanare di Milesi, poi prova a uscire da Dolomiti Bellunesi, non c'è il fallo, e però rimessa nostra in zona d'attacco. Rimane allora avanti il Lecco, sì, finisce pure adesso. Dicevo che la tipologia di squadre che stiamo incontrando da un lato ci obbliga un po' a fare punti, no? E questo magari ti condiziona un attimino dal punto di vista di trovare l'amalgama e di metterti in bolla, no? Perché hai l'esigenza appunto il campo chiama l'esigenza di fare punti. Magari trovando invece squadre un pochino più quotate te la giochi un pochettino più rilassato, nel senso che anche se fai pareggio o non vinci la partita, e quindi vai magari punti di più a trovare l'amalgama, il passo e quant'altro. Quindi questo è un po' ambivalente come lettura. Io preferisco una via di questo tipo, cioè nel senso squadre abbordabili dove tu sì devi fare anche punti, ma ne continui. Bello il pallone di Sipos che cercava l'inserimento di Furrer anticipato, poi Galeandro riesce a tornare indietro, a rinculare verso il centrocampo, a mantenere possesso, ma deve rigiocarla all'indietro da Tanco, poi Zanellato apre sulla destra dove c'è Pellegrino, il tacco ancora di Galeandro che ci sta provando molto spesso, ma non riesce. Tanto anche Battistini si sgancia molto alto. Sì, siamo aggressivi, siamo abbastanza sufficientemente alti e stiamo cercando di dare pressione alla squadra avversaria. Assolutamente, un Lecco molto aggressivo Punitivo, da questo punto di vista. No, una bella partenza. Però Dolomiti che non lesina, non sta risparmiando la voglia di creare. Anche adesso a sinistra c'è l'anticipo però di Pellegrino. Vediamo se guadagna la rimessa laterale. Sì, bravo, perché è andato a scontrarsi con Mignanelli. Migna che è ex dell'Ecco, l'abbiamo ricordato in quella famosa stagione 2012-13, quella di Roncari, quella del gol del Toro Castagna sotto la Nord con il St. Georgen alla prima giornata, ricorderete. Il lancio lungo con l'esterno, attenzione perché sale a sinistra Toci, prova a servire compagni, viene chiuso fortunatamente dalla difesa che si piazza dell'Ecco, e poi ottimo il ritorno scusate, il ritorno di un giocatore dell'Ecco. Non ho visto se Battistini forse? No, Pellegrino che è andato a chiudere molto bene lì il possibile varco sulla sinistra, il cross dentro direttamente su Furlan. Sì, soffriamo un po' queste sfide difensive, no? Cercano molto l'uno contro uno anche di difesa. Attenzione perché recuperano subito palla con Toci che allarga a sinistra per Mignanelli. Il cross dentro con il destro, il colpo di testa ad allontanare di Tanco, rimane lì, Zanellato la tocca, cerca di servire sull'esterno Critta, ma è il recupero ancora della Dolomiti che batterà una rimessa laterale. Seguiamo allora l'azione d'attacco della squadra di Zanini, che l'abbiamo detto, non rinuncia assolutamente ad attaccare. Ecco che deve fare attenzione soprattutto nelle giocate tecniche. Stiamo vedendo un pochino di errori, battuta in mezzo, la rimessa, una serie di colpi di testa. Attenzione a Clemenza che prova col mancino, finisce alto. Allora noi andiamo in break pubblicitario, Fausto? No? C'è break pubblicitario, no? No. Mettiamo il break pubblicitario. No, mi sembrava pensavo che avessi in mano il cartello prima, invece no. Però andiamo in pausa. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Manovra Lecco sulla destra, rientriamo, 11 minuti se ne sono andati, fino adesso non molto da segnalare, va detto. Con questo tiro alto di Clemenza e quello di Zanellato, sì. Sì, però diamo abbastanza pressione all'avversario, cerchiamo di costruire. Anche quei Ferrini, l'1-2, però c'è la grande aggressività di giocatori, addirittura qua con... salta male? Tanto ci fanno segno dalla regia che la palla salterebbe male ma allora il manto è in perfette condizioni così a vederlo. Oh, attenzione perché qui la leggerezza della giocata difensiva delle Dolomiti, per poco non si riesce ad anticipare Abati, ma è riuscito, non ho visto se era Furrer, forse sì. Però insomma leggerezza qui nella difesa delle Dolomiti. Costretto a uscire quasi fuori dall'area il portiere dei Veneti.
Andremo da un occhio adesso al pallone, o magari proprio il pallone che non è questo pallone che stanno usando in questo momento il massimo. Fraseggia nello stretto e Lecco bene, Zanellato trova un varco centrale per Furrer, attaccato alle spalle, Furrer tiene quasi in zona tiro, il filtrante per Sipos che prova a imbeccare Galeandro. Attenzione ancora all'azione d'attacco da destra del Lecco, il cross dentro di Pellegrino, Murato, e allora poi ci pensa una volta, poi ancora Pellegrino lascia per Battistini con il destro, la parata di Abati. Non vediamo se la palla è ancora in gioco o in angolo, probabilmente ancora in gioco. Qui bella la parata, la prima importante, il tiro in porta, se non ho visto male Battistini, un tiro cross da destra, ancora centralmente Zanellato col mancino, non va lontanissimo dall'incrocio dei pali. Applausi per il Lecco. Rivediamo l'azione, qui Battistini sì che va di prima intenzione a calciare con l'interno destro sul primo palo dalla destra, e Abati che fa buona guardia, però due buone occasioni. Buon livello di pressione, lo si vede anche qua, questa circostanza di quanti giocatori comunque lasciamo in avanti, no? C'è una pressione molto alta. Poi sugli sviluppi è arrivato anche il tentativo di Zanellato col mancino, un metro e mezzo dalla porta, sì, non di più. Sì. Vediamo se da casa ci scrivono i nostri amici come vi sembra, ragazzi, questo inizio dell'Ecco. Intanto recupera la palla Barbini, ma deve tornare indietro da Mondonico che agisce prevalentemente in zona centrale. Rimangono spesso a due però loro dietro, i centrali, non a tre. Sbaglia la giocata Saccani, l'anticipo, poi colpo di testa di Galeandro per Mallamo. Si gira nel cerchio di centrocampo, Zanellato reclama, però ora è raddoppiato da Clemenza e allora si va a sinistra dove c'è Furrer che viene molto indietro a prendere il pallone, ma si sta muovendo molto il 10 blu celeste. Zanellato aspetta un po' troppo però qui per aprire sulla destra il cambio di gioco e poi si fa anticipare. Allora occhio alla ripartenza con il lancio lungo per il movimento di Marconi che va via a destra, entra in area, Marconi all'1 contro 1, Marconi la finta, poi viene chiuso bene da Ferrini, chiusura. Però ancora palla loro con Clemenza, attenzione perché c'è il tentativo e poi tutto buono? Non si capisce nulla, cos'è successo qua? È arrivato il fischio di Diop, che rischio. Una mischia incredibile in area di rigore. Hanno cercato 3 volte il tiro i giocatori delle Dolomiti. Rivediamo, Tocci poi va a calciare, parata di Furlan paratissima due volte, poi c'è il fallo su Battistini, se non ho visto male. Però la prima è una parata clamorosa, sì. La prima è una parata clamorosa, istinto a tu per tu, incredibile. 2 volte. Sì, la parata era bella, buongiorno a tutti, sono Fausto. Ciao, Fausto. Però il commento in diretta qua dice che era fuori gioco comunque, che ha tirato Tocci. Non il fallo, dici, direttamente sul primo. Ha aspettato un attimo a fischiare, ma erano tutti davanti alla linea dei difensori. Quindi c'era una situazione di fuorigioco già iniziale. E allora lì il guardalinee che su quel lato Giulia Tempestilli ha indicato dopo il fuorigioco all'arbitro. Però insomma Furlan si era fatto trovare ancora una volta presente, non aveva risposto presente. No, una difesa un po' ballerina, un poco attenta. Ancora Dolomiti Bellunesi che scendono a sinistra. Stiamo un po' rischiando lì, soprattutto nell'1 contro 1, dove loro mi sembra che abbiano le qualità anche tecniche oltre che fisiche. Loro verticalizzano tanto e vanno in velocità. Poi dopo il mezzo noi stiamo un po' ballando, siamo un po' disattenti, insomma. Sì, perché un po' leggeri. Ci stanno prendendo molto anche in velocità e devo dire che stiamo un po' soffrendo questa situazione di gioco. Ma soprattutto anche non tanto la velocità in termini di corsa, ma proprio anche di esecuzione. Sì. Cioè proprio sulla prima esecuzione. È vero, confermo. Tanto salutiamo Gabriele Muncarol, per battere le Dolomiti dobbiamo essere agguerriti, la sua rima di oggi. Sì, perché qua si sta dimostrando un ostacolo abbastanza alto da superare. Calcio di punizione proprio per gli ospiti, da sinistra Mignanelli, lunghissimo, l'anticipo di Furlan, poi attenzione perché possono arrivare a calciare, lo fanno, ma c'è una ribattuta in calcio d'angolo. Dicevo prima, attenzione. È andato a calciare Brugnolo.
Attenzione, calci piazzati. Intanto c'è il vantaggio del Novara sul Trento, 1-0. È il primo risultato che cambia, se non sbaglio, nelle partite di oggi. Seguiamo intanto il corner per le Dolomiti Bellunesi. Arriva in area, ancora non riescono a cacciare, ma c'è sempre un po' una situazione di potenziale pericolo. Siamo un po', dormiamo un po' dietro, cioè, dobbiamo un po' svegliarci perché vabbè, va bene il piazzamento, va bene tutto, però... Però sì, facciamo un po' di... soffriamo, c'è da soffrire un pochino in questa fase di partita. Su, adesso alti. Dopo su. che avevamo iniziato avevamo detto Zanellato controlla 2 volte, poi Furrer qui un po' leggero, la fa scorrere, attaccato alle spalle, ma si prosegue, c'è il fallo. E allora sarà calcio di posizione. La partita di Furrer fino adesso a me sta abbastanza piacendo. Sì, per il ruolo che ha. È un giocatore ovviamente da cui ci aspettiamo molto, così come Zanellato che ora sventaglia bene a destra. Si può provare a mettere dentro, attenzione proprio al calcio di Furrer col destro 2 volte perché ora può andare ancora, no, se la fa, si fa anticipare. E qua Furrer poteva fare un po' meglio, quel tiro lì un po' strozzato. Sì, al 18esimo. Peccato, vediamo se la regia di Sky a breve ce lo fa anche rivedere. Ma poteva essere un'occasione sicuramente importante per il Lecco. Tanto c'è rimessa laterale in zona d'attacco per... C'è stata una correzione sul risultato di Novara, 0-0, si capisce che è intervenuto il simil VAR a chiamata e dopo 5 minuti hanno deciso che era irregolare. Porta colpito. Quindi non ci sono gol per adesso in questa domenica, ufficialmente. C'è a terra intanto un giocatore delle Dolomiti Bellunesi, ma si è accasciato adesso da solo? Problema muscolare, credo. Mi sembra di aver visto che avesse avuto un problema sull'azione sulla fascia prima, e poi sembrava risolto, e invece poi... Si è accasciato dopo, quindi probabilmente ha avuto ancora un... Sì. Se non sbaglio Marconi, ma adesso lo scopriremo meglio. Intanto Burrai che è andato a parlare al capitano con il direttore di gara. Burrai che è un giocatore importante, lo sappiamo, un giocatore che è uscito dal Cagliari esordendo anche in Serie A nel 2006-2007, poi un lungo girovagare, Manfredonia in C1, torna a Cagliari, poi va alla Ternana, allora prima divisione, Serie C, Cremonese, Foggia, per poi sempre rimanere in orbita Cagliari, andare a Latina dove ha giocato e anche segnato per 2 anni in prima divisione, poi 12 partite in Serie B a Modena nel 2013-14 e ancora tanta Lega Pro, Monza, Juve Stabia, Siena, Pordenone, 4 stagioni importanti per lui con anche diverse reti. Tanto c'è bisogno del cambio, non ce la fa. No, proprio Toci. Ed entra Toci, quindi... Oloni Sakin, giocatore nigeriano. Ci alziamo un po' il baricentro, su. Il lancio lungo, il colpo di testa verso Sipos all'1 contro 1, il tacco bello per Furrer che entra in area da sinistra, deve stare attento alle spalle, però dorme un po' Furrer perché già 2 volte che si fa essere un po' più veloce, spalle, un po' più deciso. Ci devi mettere un po' più di attenzione, un po' lento lì, viene recuperato entrambe le volte alle spalle. Il calcio d'angolo per il Lecco da sinistra lo batte Critta sotto la Nord, che comunque anche oggi è gremita. Critta basso, colpo di testa, il gol del Lecco per il vantaggio, un gol sporco, e va, se non sbaglio, Mallamo a insaccarla. Sì, è sembrato il cross. No, forse addirittura Tanco, vediamo. Calcio d'angolo tocca. No, probabilmente Tanco che realizza il gol del vantaggio. Allora, vediamo. C'è stato un colpo di testa di Galeandro che la spizza e poi non so se Tanco la tocca o addirittura anticipato da Barbini. Non si capisce se ha fatto lui il gol oppure se è un autogol.
Non so se dalla regia ci possono aiutare, ma se c'è deviazione oppure gol di Tanco. Ancora no? Tanco? C'è stata una spizzata che Bella di Galeano. ha favorito questo inserimento e poi l'inserimento di Tanco. Sul secondo palo, e allora eccolo, avevi fatto cenno, dobbiamo sfruttare bene i calci, le palle native. Sì, no, avevo più paura dei loro calci piazzati, invece noi abbiamo sfruttato bene, ne abbiamo sfruttato bene uno noi e siamo andati in vantaggio, molto bene. Direi molto molto bene. 1-0. Sì, il gol è confermato a Tanco. E ha bruciato sia Barbini che poi Abati, che non poteva più nulla lì a 1 metro dalla porta, la deviazione vincente di Tanco. Intanto finisce ancora a terra Brugnolo, e allora c'è il capannello di giocatori accanto a Diop e a Brugnolo che si rialza. Noi ne approfittiamo sul vantaggio del Lecco, andiamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Sarà un calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi, siamo molto lontani dalla porta, c'è il cross lungo in area, il colpo di testa Furlan senza alcun problema e prova subito a far ripartire i suoi dalla destra. Ora vediamo anche, Rinaldo, come reagisce la formazione ospite, no? Se alzano un po' il baricentro, se si muovono un po', insomma, postura sbagliata. Che è anche stata costretta a una sostituzione, l'abbiamo detto poco fa, la sostituzione di Toci con Olonisakin. Abbiamo detto del problema muscolare, intanto c'è il cooling break, c'è un problema muscolare per Toci, che però era uno dei giocatori più quotati, visti i 3 gol segnati in stagione fino adesso. Dobbiamo farlo anche noi il cooling break, però. Dobbiamo fare il cooling break. Però noi non lo facciamo con l'acqua, lo dobbiamo fare col cordiale. Con il cordiale. Ma non fa così caldo per fare ancora il cooling break. Secondo me oggi temperatura gradevole. Ma anche l'altra volta con l'ospitaletto, Infatti non me l'aspettavo il cooling break. Ad agosto sì, insomma già intorno al 10 di settembre. Cara che prendono qualche congestione a bere l'acqua fredda, non so. No. Non lo so, perché io venendo in qua c'è 25 gradi, una giornata gradevole, calda, ma non caldissima, insomma. Però, vediamo. Intanto siamo sull'1-0, abbiamo detto il gol di Tanco. Bravo comunque a seguire l'azione, poi andare sul secondo palo con senso del gol, comunque per un difensore non è mai scontato, anche se poi abbiamo visto tanti difensori che poi dai calci piazzati sanno farsi valere. Un Lecco volitivo, ha creato un po' di pressione, ha trovato anche il gol, poche trame di costruzione di gioco, molto a ricerca o degli esterni o di palle verticali. Su Sipos. Fausto? No, c'è un aggiornamento sul mondiale di volley femminile 1-1, un set pari tra Turchia e Italia. Ok, domenica di grande sport a livello internazionale, insomma, MotoGP, Formula 1 Monza, Turchia, Italia di volley, finale mondiali, poi l'8º tra Italia e Slovenia di basket, la domenica pianissima, all'europeo, e per stasera per concludere la sfida per il numero 1, oltre che naturalmente per il titolo degli US Open tra Carlos Alcaraz e Yannick Sinner, che ormai si spartiscono gli slam, sono 8 di fila che vedono questo duopolio. Ma torniamo a Riga Monticeppi a concentrarci mentre arrivano le prime foto del nostro Matteo Bonacina, poi Fausto vi farà vedere qualcosa, proprio il gol di Tink Tank Tanco che anticipa Barbini per il vantaggio, e qui si vede dalle immagini di Matteo che arriva proprio prima in anticipo. Secco, quindi sì, assolutamente. Come sempre il nostro Matteo riesce a cogliere lì a bordo campo il momento. Sempre palla lunga su Sipos, che però
Viene anticipato anche questa volta da Milesi, ha un po' vita difficile oggi Sipos, Aldo, ci ha abituato bene questo ragazzo. Ma viene molto, vedo che viene molto, si abbassa molto per fare la sponda, per raccogliere la palla e portare sulla squadra, fa un lavoro un po' sporco oggi. fa un lavoro insomma che per la sua stazza, no? Muoversi in quella maniera, venire giù, fare del raccordo e poi ritornare su. Non è semplice. Sì. Preso in velocità Battistini, poi però commette fallo Furrer su Marconi. Visto che giochiamo col 2-1, i due trequartisti, chiamiamoli così, lì tra le linee dovrebbero aiutarlo un po' di più. Tanto dai, ora bisogna farne un altro. Forza Lecco, saluto il mio omonimo all'85%, Stefano Botta, manca un lo. Siamo omonimi all'85%, dai, su via, diciamo così. C'è anche Ryan che esulta per il gol del vantaggio del Lecco. Manca ancora tanto alla fine del primo tempo, perché siamo poi al 28esimo, quindi oggi balliamo il tanco, Mucarolla. Sì, manca ancora tanto, vediamo un po'. Però per adesso diciamo dai bene, clemenza, si porta la palla sul mancino, la rasoiata, ma un po' velleitaria, finisce un paio di metri a lato dalla porta di Furlan. Ecco anche l'occasione di Toci, quella su cui poi c'è stato il fischio per fuorigioco. Arrivano anche queste immagini di Matteo. E vedremo un po' anche nella ripresa, poi quando ci sarà spazio per Voltan. Intanto c'è a terra un giocatore del Lecco, entra lo staff medico. C'è curiosità anche per vedere Voltan, un giocatore che abbiamo conosciuto comunque negli anni scorsi, anche da avversario, ricordiamo per esempio la Feralpi, però ci aspettavamo di più una punta, proprio una punta vera e propria, invece abbiamo preso questo giocatore che gioca un po' più fra le linee davanti e vedremo cosa potrà dare Voltan al Lecco. Andiamo anche a vedere un po' quello che è stato il suo passato fino a questo punto. Arriva dal Cittadella, dove ha collezionato però solo 9 presenze l'anno scorso. Dal 2021 poi tra Sud Tirol, dove ha giocato comunque parecchio, segnando anche 12 gol in 2 anni, e poi il passaggio a 13. Probabilmente Valente lo conosceva dopo l'esperienza lì a Sud Tirol. Ecco, ti volevo proprio chiedere proprio questo, Rinaldo, perché il Lecco si è molto affidato e fidato di Valente nella costruzione della squadra, perché l'ha fatta lui. Assolutamente. Questo secondo te è un bene, un male, quando un allenatore mette così tanto si chiama l'azione di Furrer a sinistra perché ha un buon varco, apre per Critta che deve impegnarsi, crossare, forse la palla è già uscita. Sì. O no? Sì, c'è rimessa dal fondo. È uscita. È un bene o un male, nel senso che ti devi proprio fidare al 100% delle intuizioni, delle sensazioni, delle conoscenze, delle esperienze dell'allenatore. Allora, da un lato potrebbe evidenziare come si dice, la quasi completa fiducia, usiamo questo termine per non usare un termine negativo, del DS nei confronti dell'allenatore, perché quando viene fatto il calciomercato o viene pilotato dal DS in accordo con l'allenatore, in questo caso l'influenza dell'allenatore sembra essere stata maggiore e quindi un discorso di un po' più di responsabilità del DS rispetto all'allenatore. Dall'altro canto un allenatore che invece sa prendere la responsabilità e dice: l'allenatore sono io. Attenzione alla palla messa in mezzo, arriva a calciare Oloni Sakin, ma viene anticipato. Poi però il break ancora, il nigeriano che entra in area col mancino alla spara alta di poco sopra la traversa, che botta, però forse il gioco era fermo, no, si lamenta con un compagno qui. Era rimasto a terra un giocatore del Lecco. Qui la bella azione di Oloni Sakin che salta secco Ferrini e poi va a calciare. Questa è una bella occasione. Questo è un pericolo, sì. È rimasto a terra
Giocatore del Lecco, non ho visto se... Zanellato, ai ai ai. Entra lo staff. Ferrini, faccia un po' triste, ma forse perché è stato saltato secco da Ononi Sakin. Speriamo sia niente di grave. Speriamo non sia niente di grave. Assolutamente no, giocatore però Zanellato tanto dolore ha sul ginocchio sinistro, non lo so, non mi piace anche. Stanno rivedendo un VAR. E qualcuno si è giocato il football visual support probabilmente. Sì, non sappiamo però per cosa. Sì, le Dolomiti Bellunesi perché il contrasto in aria prima dell'azione del giocatore di colore. E vediamo. Palla dentro, lì. Sì, viene atterrato forse da Ferrini. Toccoli. Probabilmente ha chiesto questo, il check. Palla sembrava un po' lontana quando c'è stato l'incontro, diciamo. Qui brivido, ragazzi, perché... Poi dipende anche quanti... Il numero di telecamere non è alto, quindi... La decisione di Diop, che non c'è niente. Non c'è niente. Per fortuna. Crea un po' di apprensione, ecco, il lato rovescio della medaglia, no? Crea un po' di apprensione. Secondo me era troppo sbilanciato il giocatore per poter tirare, cioè stava correndo verso il fallo laterale, voleva tirare in porta, e si è squilibrato ed è caduto da solo. Per dartelo deve essere proprio un tocco chiaro. A parte che ci sono troppo poche telecamere per poter decidere. Magari c'hai una visuale o una telecamera. E secondariamente gli stadi sono troppo diversi, cioè le inquadrature sono tutte diverse, come puoi non capire? Non c'è omogeneità. La che c'è proprio... Sì, ma prima di tutto devono fare un protocollo che le telecamere devono essere messe tutte alle stesse altezze, tutte alle stesse punti del campo sportivo dello stadio, prima cosa. E poi dopo potrà decidere, ma se ogni stadio ha le sue telecamere, ognuno fa le sue inquadrature... Questo è un po' lo scotto che si paga quando fai la sperimentazione sui campi minori, no? Sì. Ecco che ora si è un po' schiacciato quasi tutta nella propria metà campo, si fa in questo finale di tempo un po' aggredire dalle Dolomiti Bellunesi, lancio su Ononi Sakin, che riesce a saltare, in un momento finisce ancora a terra, questo ragazzo qua ha la caduta facile però, Esce il Lecco bene, Sipos mette giù, pallone. Vedi che è sempre complicato. C'è sempre, vedi Sipos il lavoro che fa, no? Sì. Viene giù. Però deve sempre mettere giù questi palloni forti, tesi, spalle alla porta, cioè è difficile dovrebbe se sbagli in quella zona di campo è un problema. Uno dei 2 trequartisti dovrebbe fare quel lavoro lì che... Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Rientriamo, 36esimo, rilancio lungo, Dolomiti, la pressione ora alta dell'Ecco che però non riesce più ad andare in anticipo, lo fa in questo momento senza fallo Battistini, bella la giocata del capitano che però torna indietro da Tanco confermato al centro della difesa. Parlavamo con Paolo prima dell'inizio della partita sulle scelte proprio qui in difesa. Battistini lo sta vedendo meglio da braccetto e Tanco da centrale, forse gli dà più garanzie come forza fisica, anche se abbiamo visto che la velocità non è proprio, no? La mobilità il punto forte di Tanco, in quella zona di campo potresti anche andare un po' in difficoltà, però è lui che decide la partita perché da calcio d'angolo è andato in gol per il vantaggio dell'Ecco che ora sta gestendo un pochino. Ora però non vorrei, come con l'Ospitaletto, che iniziassimo a gestire un po' troppo la partita, perché manca ancora tanto. Allora, la gestione ci sta se fatta diciamo in maniera intelligente, in maniera
dove governi tu la partita, decidi tu i ritmi, no? Gli abbassi, gli acceleri. Colpo di testa di Zanellato a sinistra per Critta, che si sta vedendo un po' poco, deve ancora entrare bene in condizione. Lo chiamo e fa subito un dribbling secco, lascia lì sul posto Saccani, però viene fermato in maniera fallosa. Diop va anche a dialogare con il 27 in maglia bianca. Bella la maglia, seconda maglia delle Dolomiti Bellunesi, che hanno come rosa, verde e nero colori sociali, però questa seconda maglia elegante con le righette verticali nere sul bianco, che ricorda un pochino la nostra amata Juve, anche se sono piccole le righe, però... Ma è proprio bianca la maglia. No, ci sono delle righine verticali piccole. No, dico però i colori, no, volevo citare la nostra Juve. Questa volta forse è il Trento che passa a Novara. Sì? Speriamo non che si sa. Tra 5 minuti, se viene confermato. Lo scopriremo. Non ti ho chiesto, ti chiedo un parere sulla Juve anche di quest'anno. Ti piace o non ti parere piace? sulla Tanto Juve, che il gioco è fermo. Sulla Juve di quest'anno, boh. Tutti questi attaccanti, ma poi dopo... È una squadra che gli manca un po' di fantasia in mezzo al campo. Fantasia in senso anche di organizzazione di gioco, qualcuno che... E poi sugli esterni per come gioca, attenzione. Prova i Dolomiti a sinistra, era finito a terra in un contrasto in giocatore, però entrano in area, attenzione, Mignanelli anticipato e poi Furlan a buon gioco. Dicevo, e poi sulle fasce, giocando col 3-4, i due laterali di centrocampo lì un po' corto. Vantaggio della Triestina e pareggio immediato del Novara. Il Novara, per mettere tutti d'accordo, ha pareggiato subito, così almeno non ci sono problemi. Vantaggio della Triestina, che insomma Triestina dopo il pareggio, però comunque davanti tanta roba, tanta roba davanti. Tanta roba, sì, forse fin troppa. Attenzione a Olonisakin ancora lì sulla destra, costretto a rinculare per la pressione ottima qui di Mallamo, anzi di Tanco, che lo porta fuori, e poi ricomincia Barbini da dietro ancora, riparte Milesi, non c'è pressione alta degli attaccanti dell'Ecco in questo caso, e allora è costretta a ripartire da dietro con calma la Dolomiti Bellunesi, che poi va a prendersi il fallo di Furrer. Allora, oggi vogliamo il tanco Mucarolo. Umberto, ciao, mi saluti. Ciao Umberto. Forza Lecco. Danilo, per battere le Dolomiti non possiamo vincere basandoci sull'altezza, visto che la montagna più alta in Lecchese è Monte Legnone, 2600 metri. La sventagliata a sinistra, attenzione a Mignanelli che prova a calciare forte, meno male, col mancino, ma totalmente fuori misura il Migna. Però bella la sventagliata qua, cambio di gioco. Mancano 5 minuti più eventuale recupero, almeno 2 minuti c'è stato il cooling break, il VAR, sì. Riconquista palla ancora Clemenza a sinistra, ne salta 2, scarica a sinistra, poi un controllo un po' macchinoso di Mignanelli che scambia ancora con un compagno lì a sinistra. Mignanelli ancora ne fa secco uno, dentro il pallone, Zanellato che ha ripreso bene dopo l'infortunio, prova a uscire, un tocco sfortunato qui, però Lecco deve concedere la rimessa laterale, non è riuscito a ripartire subito. Attenzione al pressing, al forcing della formazione ospite. Burrai, prova Mignanelli ancora, dentro Furlan, fa buona guardia. Furlan per adesso... Aldo ha cominciato la stagione come l'aveva finita l'anno scorso, c'è una garanzia assoluta. Portiere è abbastanza una garanzia. Uno dei migliori portieri della categoria, questo del girone, sicuramente, questo lo possiamo dire senza possibilità di smentita. Così come che negli ultimi anni sui portieri, insomma, cadiamo sempre in piedi, perché va via uno forte e ne arriva un altro forte. Quindi nelle scelte varie di mercato sui portieri fino a questo punto... Direi che male non c'è andata negli ultimi anni. Non riesce a saltare qui Mallamo un avversario, poi però riconquista palla il Lecco, Zanellato apre a sinistra per Critta. Furrer reclama il pallone, Critta invece va da tutt'altra parte, sulla destra. Poco coinvolto per adesso Pellegrino a destra, mi sarei aspettato... Sì, all'inizio forse un pochettino di più, ma poi dopo poco Mallamo porta palla a lui, Sipos anticipato, però
Riconquistiamo il pallone bene perché Critta va a intercettarlo nelle linee di passaggio degli avversari. Zanellato dentro, Sipo sul filo del fuorigioco, prova a calciare forte la respinta e c'era fuorigioco però qua. Sì, era sembrato sul tiro di sul passaggio di Zanellato. Stiamo saltando via un po' troppo, all'inizio no, ma col passare della partita stiamo saltando via un po' troppo i trequartisti. Perché lo giochiamo lungo. Fausto facendo che non c'era fuorigioco dalla regia. E se avessimo segnato magari qui avremmo potuto chiedere il VAR. Sì. Dicevo, saltiamo un po'. Ultimamente qua nella seconda parte del primo tempo stiamo un po' saltando via i trequartisti. Cioè, sì, è sparito un po' Galeano. Giochiamo poco tra le linee, giochiamo sempre o allarghiamo. Ma tutta la rimessa, attenzione perché arriva di gran carriera ma calcia altissimo Pellegrino che si era inserito alla grande nel cuore dell'area, forse fin troppo con troppa foga. Però dai, ci sta. L'inserimento era buono. Dicevo appunto, dobbiamo trovare il modo di utilizzare meglio di più i trequartisti perché li stiamo un po' saltando via. È arrivato quasi di controbalzo alle stelle Pellegrino, forse è arrivato con troppa foga, avesse ragionato un pochino su quell'inserimento. Attenzione non riesco a dirlo, Oloni Sakin che viene atterrato ma non c'è fallo, si è andato un po' a incartare. Qui allora la stoppa in un primo momento, la palla gli salta un pochino al momento di calciare col mancino. Poi Zanellato reclamava il passaggio ma lì... un colpo di tacco fantastico, non visto di chi. Non lo so, però il Zanellato reclamava il passaggio, ma lì ci sta anche il tiro, Sì. Può fare magari meglio, ma... È stato servito di tacco Pellegrino, non sono riuscito a vedere chi fosse, se Sipos o Galeandro. Tanto scende sulla destra, Saccani ha spazio, la corsa di Saccani, il cross sul secondo palo, non c'è nessuno, allora può lasciarla sfilare il Lecco. Complessivamente un buon Lecco in questo primo tempo, ci avviciniamo quasi al recupero. Certo 1-0 è un risultato che non lascia assolutamente, diciamo, tranquilli. Tanto aggiornamenti dagli altri eventi sportivi della giornata. La MotoGP dice sempre Marquez ma non Marc, ha vinto Alex, il fratello. Terzo Bastianini, secondo ovviamente Marc. Aggiornamento invece da Monza, Russell ha fatto il giro veloce. E Verstappen che dovrebbe essere ancora davanti. Dai. 5 di recupero. A sinistra Furrer entra in area, dentro con un po' molle, arriva la conclusione! Bellissimo. Fantastica, sotto il 7 di Critta, la deviazione di Abati che però non può nulla, e allora il Lecco a inizio recupero, bravo il Furrer, 2-0. bravo Furrer, altro assist, è già il secondo in stagione. Qui 2-0. molto molto bene. Ho chiamato il trequartisti pochi coinvolti, ci ha pensato Furrer a dire senti, bello, ti faccio con vedere l'interno sinistro ti sotto. faccio vedere chi sono, va bene, dai, bene. Qui fa male alle Dolomiti Bellunesi perché subire il gol nel recupero lo sappiamo quanto possa essere psicologicamente pesante. Bella azione del Lecco e Critta qui fa vedere non solo i tempi di inserimento, anche il calcio tiro col mancino. Critta è un bel giocatore. Critta assolutamente non è ancora in forma fisica magari per scorpare come nei bei tempi, ma il suo peso specifico in questa squadra è cresciuto ancora tanto. In questa stagione è uno dei giocatori di maggiore esperienza. È facile che si consacri bene in Serie C quest'anno, e poi è un giocatore molto 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 interessante. Ma hai fatto bene a sottolineare anche il grande assist di Furrer, perché sta giocando bene. Ho appena detto, poco coinvolti i trequartisti, lui aveva detto ti faccio vedere io come si fa qua, ha preso la palla, è andato su, insomma, ha fatto vedere un po' di qualità. L'ha toccata Abati ma non è riuscito ovviamente a far nulla in occasione del gol.
Ed è 2-0 che ora ci consentirà, probabilmente, vediamo questo fine recupero, ma intanto c'è Terraferrini, calcio di punizione, di andare negli spogliatoi con un doppio vantaggio. Buono. Direi ottimo. Proteste dalla panchina, intanto credo delle Dolomiti Bellunesi. Diop va a parlare con la panchina. A Trieste ha segnato Gunduz, ve lo ricordate? Ex giocatore nostro, anche se con poca fortuna prima di un infortunio grave, lo ricorderete. Giocatore turco. Dunque andiamo a riepilogare un po' anche quelli che sono i risultati per adesso. Triestina Ospitaletto 1-0, Novara Trento 1-1 e Lecco Dolomiti Bellunesi 2-0. Gol tra Novara e Trento, Alberti che ha risposto per il Novara, Giannotti che aveva siglato il vantaggio invece per la formazione trentina. Rimessa laterale in zona d'attacco, che andiamo avanti. I Dolomiti un po' in fase diciamo che hanno sbandamento, sì. Hanno un po' smussato le loro vette, le loro cime, non sono più così dolomitiche. Oppure stanno soffrendo più loro di vertigini che non noi dal punto di vista. Vabbè. Rimessa laterale per il Lecco, battuta sul fondo, il tocco all'indietro di Mallamo, poi il cross di Battistini, non arriva nessuno, colpo di testa ad allontanare, e poi Mignanelli perfeziona male perché concede un'altra touche. Loro sono un po' in bambola. Sì. Certo, prendere quel gol a inizio recupero un po' dal nulla, perché non era una fase di grande è stato uno spunto di Führer. Salutiamo Davide, ciao Davide, che sì, sarebbe ottimo fare questi 3 punti oggi. Fidati Davide che stanno maturando in questo momento, salvo colpi di testa, giramenti di testa dati dall'alta quota, continuiamo a ragionare su metafore delle Dolomiti, ma potrebbe esserci solo quello a frenare il Lecco, perché per adesso è padrone del campo in questa fase. Critta apre a sinistra, lui si è accentrato e allora c'è solo Führer, ne salta uno, l'appoggio proprio per Critta che rimane lì per zona centrale, Zanellato, fallaccio su Zanellato, arriva il giallo, questo è secco per Saccani. Primo ammonito della partita è andato proprio sulle caviglie del numero 5 blu celeste, lo vediamo. Quasi una vecchia di quelle che si facevano all'oratorio da dietro una volta. Danilo scrive: la più bassa è il Sas Rigais come vetta, ma dobbiamo vincere la partita giocando in profondità. Danilo, le Dolomiti hanno tutte montagne sopra. Prima proseguiva il fatto il Legnone nostro 2006 il più alto, loro 3000 metri a partire dalla più alta, poi la Marmolada 3003. Calcio di punizione, Critta scodella in area, il colpo di testa alto sopra la traversa, è arrivato Ferrini a colpire di testa e l'Ecco che chiude avanti questi 5 minuti di recupero con un'altra occasione. E mi sa che l'arbitro ha detto che basta così. Finisce qui negli spogliatoi, tra poco noi ci colleghiamo con Benedetta, però bene, questo Lecco sicuramente 2-0 ha legittimato nel finale di tempo la supremazia territoriale anche nel punteggio, perché poi l'unica pecca che ho potuto vedere è un po' la difesa che a volte così un po' ha concesso qualcosina svagata, diciamo, un po' ferma e quant'altro, e poi un Galeandro sempre più anonimo durante questo periodo. E dopo la spizzata che ha prodotto il gol basta, si è un po' perso. 4 tiri fuori a testa, 3 tiri in porta per il Lecco a 1, quindi c'è sicuramente anche da questo punto di vista una supremazia. 2 calci da 2 invece. Benny, ti sentiamo, ci senti? Sì, io ti sento. Allora Benny, un primo tempo in cui il Lecco è andato un po' anche in crescendo, però nel finale ha legittimato questo doppio vantaggio a cospetto di una formazione che ci ha provato comunque a metterci in difficoltà, poi però diciamo complessivamente il peso superiore del Lecco è emerso. Sì, sono d'accordo, alla fine il risultato è tutto sommato giusto al netto delle occasioni che il Lecco ha creato, non che appunto come hai detto tu la Dolomiti Bellunesi non si è tirata indietro, comunque anzi ha provato in vari modi a mettere in difficoltà il Lecco,
ha costruito diverse azioni molto interessanti, però ecco, secondo me alla fine il risultato è tutto sommato giusto. Il Lecco è stato anche concreto, finalmente ha concretizzato appunto le grosse occasioni che ha avuto e doppio vantaggio, ti ripeto, secondo me è abbastanza meritato. Assolutamente. La partita dei due giocatori, no, che potevano essere ago della bilancia entrambi, fino adesso lo sono perché hanno servito 2 assist, Führer e Galeandro. Tu li hai visti dentro il gioco per tutti i 45 più 5, insomma 50 minuti di questo primo tempo, oppure ti aspettavi qualcosa di più, magari anche da Galeandro? Ma allora, in realtà anche Führer, al netto dell'assist per il gol di Crista, non mi ha convinto fino in fondo, ti dico la verità, non so voi come l'avete visto. Sì, un po' a sprazzi, però un po' più continuo di Galeandro. Sì, forse un pochino di più, però comunque ha sbagliato ancora tanti tocchi abbastanza semplici, ha sbagliato i tempi di alcune giocate, non è stato preciso in diverse occasioni, infatti anche alcuni compagni, mi viene in mente un momento con Zanellato, se la sono un po' presa con lui. Quindi secondo me poteva fare qualcosina in più, però è in crescita, infatti l'assist comunque lo dimostra. Anche Galeandro anche lui è andato un po' a sprazzi, forse come hai detto tu, ha avuto dei momenti un pochino più in cui era un pochino più vivace, altri in cui era un po' meno dentro il gioco. Diciamo, lo si è visto secondo me non tanto in fase offensiva, ma più quando il Lecco tentava di costruire. Secondo me ha dato una mano forse più lì, ma sì, forse si aspettava qualcosina in più, diciamo. Però dai, nel senso, alla fine è la prima da titolare, se non sbaglio, no? Per Galeandro. Sì, mi sembra di sì. Esatto, perché alla fine era sempre stato preferito Frigerio. Quindi secondo me ci può anche stare un inizio un po' a rallentatore, vediamo dai come procede. Ti aspetti? Poi comunque sì. Scusa, se anche Galeandro ha messo lo zampino comunque sul primo gol. No, assolutamente, no, infatti dicevo 2 assist per 1 di fatto. Esatto, no, infatti giusto. Però poi dopo magari un pochino diciamo discontinui nel corso di questi 45 minuti. Ti aspetti quindi Voltan a breve? Mi aspetto Voltan, sì. Ma secondo me all'intervallo non cambierà nessuno, anche perché il doppio vantaggio tutto sommato lascia vagamente tranquilli. Non mi vorrei sbilanciare, però non mi aspetto cambi subito, però mi aspetto che magari lo possa inserire tra non molto. Ecco, di solito Valente tende a fare i cambi intorno all'ora di gioco, mi aspetto un qualcosa del genere anche oggi, sia per dare un po' di minuti ad altri che non hanno giocato, allo stesso Voltan appunto, sia per eventualmente consolidare il vantaggio, magari provare a segnare ancora, comunque per non correre nessun tipo di rischio. Assolutamente. La partita di Pellegrino invece? Ma anche lui oggi secondo me è un po' meno vivo rispetto ad altre volte, ha avuto quell'occasione bella sul finale, cos'era intorno al 43esimo mi sembra, quando si è trovato a tirare, esatto. Tradito un po' dal rimbalzo della palla lì quando ha calciato, secondo me. Sono d'accordo, l'ho visto comunque meno vivo rispetto ad altre volte. Oggi si è giocato meno comunque dal suo lato, sì. Molto passava dal lato di Crista e poi di Führer, quindi si è giocato meno dal suo lato, secondo me si è tentato anche di giocare per 10 centrali, forse meno coinvolto. Quindi appunto per quello l'ho visto un pochino meno nel vivo del gioco. Assolutamente, però c'è Critta che magari non spinge ancora, no, come ci ha abituato, perché non è in condizione, però il suo peso è fondamentale. Sì, oggi si è sentito tanto comunque, anche perché nel momento in cui Führer appunto non era preciso interveniva lui, infatti anche lui a volte l'ho visto un pochino forse spazientito per certi appoggi, certi tocchi sbagliati o comunque arrivati non con i tempi giusti, perché secondo me oggi sto cercando molto di più la palla, molto più anche dell'altra volta quando appunto lo vedevamo ancora un po' indietro, forse sta cercando più la palla, arriva con i tempi giusti, infatti poi è andato a segnare alla fine. Sul gol di Crista secondo me forse poteva fare qualcosina in più il portiere della Dolomiti, però lui ha avuto il merito di arrivare con il tempo giusto a tirare. Quindi vabbè, alla fine è stato un bel gol secondo me. Assolutamente, no, molto molto bello il gol. Va esatto. bene, Benny, ti lasciamo e ci ritroviamo poi a fine partita. Dopo. Grazie, bene, a dopo. Grazie. Salutiamo intanto anche Walter e Giorgio che ci scrivono da casa. Giorgio, per il momento non c'è partita, non facciamo cretinate secondo tempo come abbiamo detto noi.
poco fa. Ci prendiamo un break e poi torniamo fra qualche minuto per raccontarvi la ripresa Lecco 2-0 sulla Dolomiti Bellunesi. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale.
conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Rientriamo in studio, questa sosta cooling break abbiamo fatto anche noi in 3 agosti nelle file degli ospiti. In realtà le striscioline sono verde scuro della maglia della Dolomiti, non nere. Sì, è un verde. Cioè, oltre alle righe laterali e ai numeri, penso che anche le righe centrali sulla maglia siano frontali siano verdi, verdone. Bella però comunque la maglia. Come bella è la nostra che ha virato è rimasta sul classico la prima ed è sempre uno spettacolo con le righe così. Ci sta. E fuori clemenza per agosti. E cerca qualcosa in più, non so. Tira fuori però un giocatore comunque offensivo. Arriva il dato degli spettatori 2550, cioè ridendo e scherzando anche quando sembra vuoto ormai siamo a metà siamo sui 2500. Cioè, io rimarco questo dato perché è un dato importante a mio modo di vedere. Negli ultimi anni non eravamo più abituati, invece da un paio d'anni dalla B in avanti ci siamo riabituati su queste cifre che fanno onore alla storia, alla tifoseria, a Riga Monticeppi. E quindi lo sottolineiamo con enorme piacere. Cominciata la ripresa, 20 secondi, rimessa laterale in zona difensiva per il Lecco. Scriveteci voi da casa, diteci un po' come vedete, se vi sta piacendo questo Lecco comunque in vantaggio di 2 gol, oppure no, scende a destra la Dolomiti, la chiusura ottima di Ferrini che va a difendere il pallone e conquista la rimessa dal fondo per un tranquillissimo Furlan che però anche lui quando ha dovuto metterci i guanti ce li ha messi, anche se poi una volta fermato dal fuorigioco dal fuorigioco però comunque però insomma sempre qui leggerezza difensiva, poi però buono il recupero in un secondo momento di Pellegrino che si prende il fallo, bravo qui il 17 bluceleste. Benny ci ha detto la sua partita in crescendo, l'esterno destro bluceleste. Abbiamo detto di Grassini che è stato reintegrato nella rosa. Io sono le cose che non capisco, non è riuscito a cederlo. Cioè, mentre tu sei, non lo so, come anche tu giocatore, come vivresti questa cosa? Sei sul mercato, ti mettiamo fuori non fai parte del progetto. Poi non riusciamo a venderti, ti reintegriamo. Con che spirito poi questo ragazzo deve tornare in campo? Oltre che l'anno scorso ha fatto fatica comunque già. Sì, perché comunque era stata una decisione, diciamo, del Lecco, no? Cioè, non sua. Sì. E quindi poi rimetterlo dentro nel gruppo, insomma. Anche perché lì a destra, oltre a Pellegrino, hai Rizzo che oggi è impegnato con la nazionale svizzera, però non c'è fallo, riconquista palla alla Dolomiti, seguiamo l'azione, però lì a destra eri un po' scoperto, diciamo così. Sì. E Grassini, non so quante chance avrà nell'immediato, però staremo a vedere. Burrai nel cuore del centrocampo, lavora questo pallone, apre a sinistra per Mondonico, il difensore apre a sinistra per Mignanelli, si torna ancora indietro, sempre adesso da nuovo entrato Agosti, sbaglia però, non c'è particolare qualità nella manovra della Dolomiti Bellunesi, soprattutto dopo aver subito il gol del 2-0. Zanellato si gira bene su se stesso e apre a sinistra dove sale Ferrini, c'è Critta per la sovrapposizione, servito in questo istante all'1 contro 1 dentro il filtrante per il movimento stesso di Ferrini, che però poi si dimentica il pallone e non ha un buon controllo e sarà rimessa dal fondo.
E Mario che scrive: certo è che comunque attaccare nel secondo tempo sotto la Nord è un'altra storia. Bene, così siamo in vantaggio. Ma è noi 2 anni che lo diciamo, caro Mario, non riusciamo a capire perché non attacchiamo mai. Fausto, ti faccio, sono mesi che ti faccio, anni ormai. Perché partiamo Non verso so se la mi sta nord e poi ascoltando, dopo... Fausto non ha la cuffia in questo momento. Partiamo verso la nord e poi dopo andiamo... Perché? Cioè, il secondo chiedo a tempo. te, no? Io divento matto su questa cosa qua. O è diventata scaramanzia, però dico, non è che abbiamo vinto 2 campionati di fila per cui dire no, mai cambiare. Attenzione, Oloni Sakin che entra in area col mancino, poi una fesseria, perché non è né un tiro né un cross, brutta cosa dell'attaccante nigeriano che fortunatamente per noi la spedisce quasi in rimessa laterale. Non so perché, il suo nome mi suona un po' come uno scioglilingua, Oloni Sakin, faccio fatica nella... Che rianagrammato mi fuori un'altra cosa. Sì, però sai, nella L'anagramma. concitazione della cronaca mi resta qui sul palato, non riesco a dirlo bene. Oloni Sakin non è veloce nella... Questo mi fa venire in mente un aneddoto, adesso divago, come un mio caro amico che si chiama Lippi di cognome, che è un cognome classico delle nostre zone, tra Mandello e Abbadia. Quando eravamo alle medie, noi siamo stati compagni di classe, io lo ribattezzai, no? Dicevo, Lippi suona male, è troppo lungo quando ti chiamerò Slippy, cioè cambiando la vocale, la A con la consonante la S, che però è più veloce, e da allora lo chiamiamo sempre Slippy, dopo 30 anni è rimasto così. Lo saluto se dovesse mai vederci. Quindi dovrò trovare un altro nome anche per Oloni Sakin, cambiando magari una sola lettera. E Pestone su Mallamo. Ecco, la partita di Mallamo, non lo so, un po' a sprazzi anche lui, tanti giocatori oggi sono andati un po' a strappi. Mi sarei aspettato qualcosa di più da Mallamo per adesso. Valente parla con il guardaline, chissà che non ci sia poi un cambio anche a breve. A centrocampo, Metlica è lì, comunque pronto, Bonaiti anche, sono 2 coppie, no, intercambiabili, lo ha sempre detto Valente. Zanellato, Mallamo, Metlica e Bonaiti. Nelle prime 2 partite aveva scelto Zanellato e Metlica, i 2 colpi di mercato, si può dire così, perché Zanellato quello rimasto è la conferma importante su cui costruire la squadra, Metlica forse il senior più importante giunto poi sul mercato, no? Perché gli altri sono quasi tutti giovani, alla fine se vai a vedere Tanco, Metlica e poi una manica di ragazzi di belle speranze, questo è un po' il mercato dell'Ecco. Fatto 2 acquisti, diciamo, un po' più di peso, gli altri tutti giovani, giocatori interessanti, poi alcuni promossi dal vivaio come Miali, Anastasini. Attenzione però alla Dolomiti Bellunesi, ma il Lecco fa buona guardia, poi Mignanelli, la botta, la risposta di Furlan e sarà calcio d'angolo. Attenzione a sinistra, però bisogna stare attenti un po' a non addormentarci troppo insomma, per ora sì, perché per ora il ritmo era basso, stavamo divagando, ma appena avuto la palla lì da sinistra Mignanelli, una posizione molto defilata, non ci ha pensato 2 volte, ma lo conosciamo, sappiamo di questa sua qualità da fuori, e ha inquadrato la porta. Però bravo Furlan. Allora calcio d'angolo battuto fuori, prova la girata un giocatore della Dolomiti, anticipato, Lonisaki insegue il pallone, non lo fa uscire, lo ripulisce, lo rigioca, cerca di saltare, Critta ce la fa, attenzione, poi rimane lì, non ha compagni su cui scaricare, temporeggia, va lì indietro, il pallone messo dentro, un primo tocco, poi il quasi collo pieno, più stinco forse, che finisce, il cui pallone poi finisce alto, la cui conclusione finisce alta. Intanto qui vediamo la conclusione bella di Mignanelli, tesa, forte, potente col mancino, respinta da Furlan. Poi invece in questo caso non ho capito chi abbia calciato, forse Saccani o Brugnolo, non ho visto bene, che però insomma ha calciato un po' più di stinco, la palla è andata subito in curva nord. Lecco per adesso però, Aldo, un po' troppo tenero. Sì, siamo in questo avvio di ripresa. Un avvio di ripresa abbastanza un po' troppo morbido, ecco, usiamo questo termine. Sulla destra il passaggio centralmente per Sipos, Zanellato di prima intenzione, Mallamo pensa a cambio di gioco a sinistra, poi rimane lì, tocco corto ancora su Pellegrino, si chiude però molto bene tutta dietro la linea del pallone, la pressione ad alzarsi anche
della Dolomiti Bellunesi che porta fuori il Lecco, riconquista palla la squadra ospite e prova a ripartire. Galeandro qui è un po' sparito in questo inizio di ripresa. Ma cerchiamo sempre, cioè abbiamo un gioco diciamo sul centrocampo abbastanza corto come numero di passaggi e cerchiamo sempre, e a volte troppo spesso, la verticalizzazione magari anche quando non c'è. Quindi stavo dicendo, una partita di Galeandro ancora una volta è andato adesso un po' a spegnersi. E anche i trequartisti secondo me non hanno fatto una bellissima partita, solo che hanno fatto i 2 assist e per adesso incidono sul risultato. Hai capito? Quindi sì, sono d'accordo. È un po' quello che avevamo detto anche con Benny, no? Alla fine del primo tempo. Tanto Pellegrino torna indietro. Quando fai gli assist, cioè il trequartista, se fa l'assist ha fatto più della metà del suo. No, anche il 75%. Sì. Quindi prova a risendersi sulla destra ora la formazione di Zanini. Hanno spazio, il Lecco arretra. E dicevo di Galeandro perché poi è una partita, la sua, che abbiamo visto molte volte, no? Parte bene, fa una giocata utile in occasione del gol vantaggio, poi però sparisce sempre di più progressivamente. Questo inizio di ripresa non l'abbiamo ancora visto. In realtà neanche Furrer, però non cambiano i risultati invece dagli altri campi. 1-1 Novara Trento, 1-0 Triestina Ospitaletto, che guarda caso sono le prime 2 avversari incontrate dal Lecco in questo inizio di campionato. E se noi andiamo a vedere in questo momento la classifica, rimarchiamolo perché non lo abbiamo più detto, chi c'è là davanti a tutti? Noi. Per adesso siamo lì davanti. Fausto, per adesso siamo in testa alla classifica. Cioè, così. Ridendo e scherzando. 7 punti, 3 partite. Certo devi giocare l'Arzignano dopo col Vicenza, però andare al Menti e vincere non è così. Non è proprio una passeggiata. Vicenza che invece, vincendo a sua volta, arriverebbe nel gruppo delle squadre a 7 con Lecco. Sì, perché per ora siamo in vantaggio sulla differenza reti con il Renate. 5 fatti, 2 subiti. Attenzione al varco centrale per Oloni Sakin che apre però a sinistra. Mignanelli va sul fondo, la mette dentro, bene, agganciata in un primo momento, batti e ribatti, poi Zanellato alza un campanilaccio, la palla rimane lì, attenzione, colpo di testa di Galeandro, poi cerca di metterla giù un giocatore del Brugnolo, della Dolomiti, lo scambio con Mignanelli, Brugnolo ancora col mancino dentro e mette fuori Zanellato. La difesa anche con i centrocampisti del Lecco, ribattuta già Agosti, può andare a calciare, invece scarica ma sbaglia, Mallamo intercetta, Galeandro deve perfezionare con velocità, però rimane lì, attenzione, guadagna almeno la rimessa laterale. Galeandro deve sveltire un po' la giocata, il pensiero. In questo secondo tempo è un po' tutta la squadra che deve un po' un attimino. Siamo un po' addormentati in questo inizio di ripresa. Un Capisco il vantaggio di 2 gol. Sì, ho capito, però dai, Galeandro, salta uno, prova a ripartire. Adesso deve però disfarsi il pallone, lo porta su lui, la transizione, poi con sufficienza voleva cos'è quella roba lì? Intercetta con facilità. Ma qui è proprio un errore veramente. Allora, Antonio Cisiro da Genova, che salutiamo, il mister Valente deve dare una scossa a questo Lecco, ha bisogno dei punti per andare sempre più in alto. Sì, per adesso diciamo comunque a livello di punti non possiamo chiedere di più, anzi, pensare dove saremmo se avessimo approcciato la partita con la Triestina con un po' più di determinazione offensiva. Questa è stata anche la mia analisi ad aftermatch settimana scorsa. Non Sakin incontenibile, però ad andare via Battistini. Guadagna, no, non guadagna, sì, calcio d'angolo. O punizione? No, calcio d'angolo. No, ha fischiato la punizione. No, punizione un po' più vicina rispetto al corner, sì, ha fischiato la spallata di Battistini. E attenzione perché è un corner corto e Burrai da lì, il capitano delle Dolomiti Bellunesi, può andare a scodellare, porta tanti uomini all'interno dell'area di rigore. La formazione ospite, vediamo se iniziamo anche come dato di discontinuità, segno di discontinuità rispetto al recente passato, a difendere meglio su queste situazioni che per 2 anni abbondanti abbiamo patito da palla inattiva, dagli sviluppi di palla inattiva, corner e punizioni.
L'arbitro è andato a parlare molto, batte Burrai uno schema, la botta da fuori, alta, di pochissimo sopra la traversa di Mignanelli. C'è stata forse anche una deviazione? Vediamo se c'è deviazione o no, mi sembra di sì. Vediamo. Burrai batte fuori per la corrente Mignanelli che dal limite dell'area spara uno dei suoi mancini. Sì, c'è una deviazione, c'è un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, colpo di testa da allontanare. Ancora Olonisakin ripulisce il pallone, poi viene chiuso bene, riparte il Lecco, Zanellato, alza il campanile, poi il tocco, centralmente Furrer la difende bene questa volta, poi alleggerisce. C'è la bella giocata qui ancora di Pellegrino che apre a sinistra, Critta sulla velocità, si forse un po' in ritardo, allora chiude la formazione ospite, andiamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Lecco in attacco, Critta però non riesce a mantenere il possesso del pallone, poi commette forse anche fallo, calcio di punizione già battuto per gli avversari. Poco fa, lo abbiamo raccontato in cronaca live, il bel tiro col mancino di Mignanelli. Che ha fatto la barba al palo, anzi alla traversa. E è un po' la caratteristica, no, di Mignanelli, lo sappiamo. Burrai lo ha cercato, lo stanno cercando molto, si affidano molto al tiro da fuori. Sipos ripulisce un gran pallone, limite dell'area, Furrer entra in area, viene anticipato in corner. Bella azione qui personale del numero 10 bluceleste che si è acceso all'improvviso. Dai Furrer, che devi dimostrare di essere un giocatore all'altezza, no, della situazione, uno di quelli chiamati a fare la differenza, così come voluto da Valente che lo conosce bene. Terzo calcio d'angolo della partita per il Lecco, sulla lunetta del corner va ancora una volta Critta con il suo mancino. Critta che per adesso stampa il 2-0 nel tabellino per il Lecco. Dentro Zanellato anticipato, non può andare a colpire, prova Mallamo che poi viene atterrato senza fallo. C'è rimessa laterale per la Dolomiti, ottimo l'inserimento di Mignanelli in tackle a recuperare il pallone. L'ultimo tocco è proprio di Mallamo. 4:20 di questa domenica pomeriggio, mantiene il 2-0 il Lecco al 60esimo. Ora però Aldo c'è da mettere mano anche ai cambi in panchina. Boh, sì. Non è una partita che nel secondo tempo ha avuto ritmi altissimi, quindi potrebbero essere cambi, diciamo, sì, per dare un po' di minuti, per insomma, freschezza, no? un po' di vitalità, di verve. Io credo che Voltan, Metlica, Bonaiti forse possano essere le tre scelte abbastanza. Gli altri sono tutti ragazzi giovani, quindi poi alla fine poi se vai a guardare la panchina del Lecco, intanto azione al limite dell'area del Lecco, cercano il cross, si torna indietro da Burrai dentro il filtrante, attenzione, poi sbagliano, qui c'è una possibilità di ripartenza ma buttiamo via il pallone, alleggeriamo già al 60esimo. Così, il pallone giù così alla Carlone. Anche perché loro insomma erano abbastanza sbilanciati in avanti, si poteva gestire meglio per una possibile transizione. Bella qui l'azione personale di Milesi. Siamo un po' troppo morbidi, magari i cambi servono a dare un po' una svegliata, un po' una freschezza, qualcosa. Il secondo tempo dell'Ecco, diciamo, non è buono per adesso. Sipos non riesce a servire compagni, poi Mignanelli. Secondo tempo in cui è successo sicuramente molto poco, no? Quasi nulla. No, loro stanno cercando di fare qualcosa, noi siamo lì. Tiri di Mignanelli. Noi siamo lì così. Cioè, noi non abbiamo fatto niente in questa ripresa. A terra due giocatori, Olonisakin e difensore del Lecco.
se non sbaglio, Ferrini. No, Ferrini in piedi. C'è davanti Zanellato che è in palla, quindi non riusciamo a vedere di chi si tratti, credo Tanco. No. Mallamo. Rivediamo. Eh sì, che viene toccato dietro sul ginocchio da Olonisakin. Eccoli qua i cambi, Bonaiti, Alaoui, fuori Zanellato. E anche Anastasini dentro, invece mi smentisce clamorosamente il mister. Dentro Alaoui penso per Galeandro, no. Allora, fuori Furrer. Infatti esce Galeandro. Galeandro, Furrer e Zanellato. Bonaiti, poi chi esce per Anastasini? Furrer. Allora, sono usciti Furrer, Galeandro e Zanellato. Ho tirato poi 2 trequartisti, ho messo dentro Alaoui e sono entrati Bonaiti, Anastasini e Alaoui. Quindi cerchiamo di capire come ci rimettiamo. 3-5-2? 3-5-2. Qua ci mettiamo Secchi a difendere. 3-5-2. Eh sì, 3-5-2. Credo, non so. Cioè Bonaiti e allora dipende molto dalla posizione di Anastasini. Se fa la mezzala siamo 3-5-2, giusto? Alaoui fa la punta, seconda punta, dietro insieme esatto. a Sipos. Esatto. Credo, non so. Pensa un pochino più a coprirsi rinfoltendo il centrocampo ora Mister Valente che Adesso vediamo come non si capisce adesso. Lancio lungo su Olonisakin, controlla malissimo Battistini, fa buona guardia, riparte lui, palla al piede del capitano con l'esterno destro, bello il controllo di Bonaiti che entra subito di Alaoui che entra subito in partita, poi prova a calciare, lì ha sbagliato, scarica male su Battistini. Alaoui qui male nella gestione del Faso tutto me, come si dice. Sì. Sono Alaoui e faso tutto me. Però qui ha sperperato, sperperato perché poteva essere una bella occasione. Ti aspetti ora che possiamo tenere un po' più palla? Sto vedendo come ci sistemiamo? Come ci siamo sistemati? Sì, sembra essere un 3-5, non si capisce. Vedi c'è. Sto cercando di capire. 3. Abbiamo sicuramente recuperato qualche metro in campo dopo il triplice cambio. Ti piacciono questi cambi tutti insieme in un unico slot? Sì, ci stava. È un po' una caratteristica di Valente che da quando è arrivato al 60° circa dare un po' di freschezza di ricambio. No, sto capendo come siamo messi, ma siamo messi un po' a Carlona, siamo messi giù in campo. Allora, vediamo un pochino, molto a fare la posizione di Anastasini, lo vediamo qui sulla destra. Quindi è un 5,5, però è buono. A meno che non si sia abbassato e facciamo 4-4-2, non si sia abbassato Pellegrino, però sto cercando di capire dov'è Pellegrino. No, è lì bello alto, sì, Anastasini fa la mezzala. Sipos apre a sinistra, non c'è più nessuno. Critta era nettamente dietro, allora perdiamo il pallone e sarà rimessa però in zona difensiva per la Dolomiti Bellunesi, che nella ripresa ha calciato 2 volte con Mignanelli, una volta in porta respinta di Furlan, la seconda alta. Tanto finale mondiale Italia Turchia 2-2, 6-6 nel tiebreak e noi andiamo in pubblicità. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monza davanti a Norris e Piastri, quarto Leclerc sulla Ferrari. Non cambiano in Serie C invece altri risultati, sempre 1-1 Novara Trento, 1-0 Triestino Spitaletto. Dicevi Aldo? No, stavo guardando come
e alla Wii fa la seconda punta e poi per il sì, resto no, infatti è un 3-5-2 praticamente. Abbiamo riempito un pochino di spazio a centrocampo, forse aveva visto un po' molle, no? Nella fase di recupero palla il Lecco, anche se l'abbiamo detto, Dolomiti non è che avesse creato chissà cosa. Ci prova ora a sinistra con il cross dentro nel cuore dell'area di rigore, Critta allontana, ben piazzato a fare la diagonale, poi il cross di Mignanelli, Furlan. Mignanelli contro tutti in questa ripresa, un po' questo è il cliché, no? della squadra veneta, ma non abbiamo sofferto più di tanto. Però giustamente il mister ha voluto mettere forze fresche. Attenzione al possibile break un 4 contro 4, lo dobbiamo giocare bene. Mallamo viene steso e ci sarà il cartellino giallo sacrosanto. Abbiamo trovato un momento di dare secondo ammonito della partita dopo Saccani, se non sbaglio sono solo loro due. Sono fare due. Intanto Trento e Triestina sono tutte e due in 10 uomini. Attenzione, con la differenza che Trento fa 1-1 e la Triestina in vantaggio sull'Ospitaletto, quindi Ma non stanno giocando assieme. stanno giocando assieme. Triestina che in questo momento salirebbe a -3. Giuseppe, c'è il cooling break ancora anche alle 4:30. Boh. Vabbè. Devo andare a prendervi qualcosa in frigo anche io. Non so. Quanti gradi ci sono adesso? Per curiosità. Se vuoi guardo sul sito. Guardo sul 3B meteo, cioè non so. Allora, sono lì qua, 25 gradi. Sì, per carità, ci sta, Però allora con 25 gradi dovresti fare il cooling break anche a marzo, a marzo, a volte a febbraio, ormai c'è. Va bene, va bene. Va bene così, sarà poi purtroppo poi recupero da fare. Lecco che poi nel prossimo turno affronterà l'Inter Under 23, sempre domenica alle 3 in trasferta. Inter che giocherà mercoledì 17 settembre però con la Virtus, quindi avrà una gara poi da recuperare e troveremo una squadra che non gioca poi da 2 settimane. Questo in questa prima fase di campionato può essere un bene o un male. È un bene. Un bene per noi trovarla, che non ha ritmo, magari non prende ritmo. In questa fase qua sì, perché questa qua è una fase dove devi prendere gamba, minuti, no? Eccetera. Avere un stop and go troppo lungo magari può essere un però sì, sono poi no. Attenzione che c'è sempre un FVS ancora, ma per cosa? Non so, ha fatto segno quadrato. Check del VAR e allora si va a vedere non sappiamo cosa, poi anche un po' questo neanche noi qua. Mistero del poi è quello che dicevo un po' prima, vanno usati, chi li usa deve usarli con. Comunque ho guardato la stazione meteorologica di Lecco San Giovanni, dove trasmettiamo noi, 25,8 adesso. 25,8. Però Lecco San Giovanni, Lecco Via Don Pozzi non c'è ancora la stazione meteorologica. Fa più caldo Riga Monticeppi del normale, quello lo sappiamo. E anche perché c'è una cospicua presenza di pubblico. Andiamo. Per il rosso qua il fallo su Mallamo è andato a vedere. Intanto l'Ospitaletto pareggia a Trieste. Hai visto? 10 uomini, è arrivato subito. Ed è giallo. Non giallo, niente giallo. Niente giallo, rosso diretto. Rosso diretto, finisce qui la partita di Milesi. Non lo so. A me mi sembrava così. Vabbè, a me ha giocato un. Meglio per noi. Abbiamo giocato il jolly qua. Abbiamo il coso. E vabbè, comunque all'altezza del ginocchio, Sì. Sono quei falli che normalmente non dai mai il rosso se poi lo mandi invece a rivederlo. Sì, perché sono tanti falli così, ce ne sono diversi in partita, non vengono mai guardati e quindi passa il giallo. No? Poi se lo mandi a rivederlo lui vede la dinamica esatta. Però questo si vede veramente bene dalla ripresa adesso. Cioè, l'ha preso proprio al video, 10 centimetri sotto il ginocchio, poteva fare male. La dinamica sono un rosso che normalmente non dai, però in dinamica di gioco senza.
E la partita dei Milesi. Buone notizie dalla Thailandia, l'Italia vince il mondiale. Ah, grandi ragazzi, e sottolineiamo... Sì, al quinto set 15-8. Grande vittoria delle azzurre, sottolineiamo Miriam Silla, la nostra ragazza di Olginate, da grandissima protagonista ancora una volta, sta scrivendo pagine di storia insieme alle compagne di questo sport. Insomma, siamo contenti che sia una protagonista lecchese, cresciuta anche volleisticamente, no? Sportivamente a Olginate, nelle squadre di Olginate, quindi davvero una grossa soddisfazione per il Lecco. Per Lecco, la Lecco Sportiva, insomma, la provincia di Lecco Sportiva. Arrivano altre foto di Matteo. E allora, 74 minuti, quest'ultimo quarto d'ora più il recupero che sarà robusto, pensiamo ancora altri 5 minuti, quindi ancora 20 da giocare. Lecco con la superiorità numerica, Aldo adesso si mette decisamente bene, insomma 2 gol e l'uomo anche se non siamo una squadra molto di palleggio, però... Ma c'è la possibilità di provare ad andare magari a fare il terzo gol, no? Il tocco, Pellegrino entra in area col mancino, poi si sbilancia al momento di provare il tiro, peccato perché poteva essere una situazione decisamente pericolosa in favore del Lecco. Ecco che però sta dando una bella soddisfazione ai suoi tifosi, ai 2005, a tutti noi, ai 2005 del Riga Monticelli. Ora più spazi, Mallamo sale, prova addirittura, si fa ingolosire dai 30 metri, dai 25 metri. L'errore che non dobbiamo fare è metterci in proprio dalla tre quarti in su, ognuno che si mette in proprio per cercare di fare qualcosa da solo. Ecco, questo è... Assolutamente, però possiamo dire che allora, con me tra l'altro si sfonda una porta aperta, perché anche nelle nostre trasmissioni di after match, che poi troverete questa sera anche su Lecco Dolomiti Veronesi, ma dello scorso anno, da quando è arrivato Valente, nell'analisi tattica, nella nostra rubrica analisi tattica, io continuavo a dire con il 3-5-2 il Lecco gioca meglio. Valente non gli piace a Valente, no? Però col 3-5-2 con un uomo a fare un po' più di intensità in mezzo al campo, questo Lecco gioca meglio, il Lecco di Valente non ce n'è. Io posso dire, mi sembra che da quando sono entrati poi adesso questa è una fase, un po' strana, però siamo meglio messi qualcuno fuori il segnale dalle squadre, no? Sì. Qualcuno apposta delle Ma stavo parlando adesso qua un attimo con Paolo, dato che c'è un ritardo sulle immagini, non è che c'è qualcuno delle squadre che vede le immagini e poi dopo un po' suggerisce di fare la chiamata? Sì, può essere, ma hanno messo, per regolamento, se non sbaglio, hanno messo un delta di tempo. Cioè l'arbitro... Perché anche questo caso qua è arrivata dopo un po'. Sì, il quarto uomo, allora, io so per certo perché per regolamento c'è un delta di tempo oltre il quale non puoi giocartelo, questo sicuro. Poi non so quant'è. Però ho detto, anche questa è arrivata dopo un minuto buono, forse anche di più. Chi è? Comunque è presente questa cosa nel regolamento. Palleggiamo nella zona del centrocampo. Si ritorna sempre al discorso di prima, no? Cioè giocarsi questi giochi con buon senso e con tempestività. Certo, sì. Poi sai, fosse per me, io cancellerei il VAR proprio dalla terra. Per me io sono per il calcio di una volta in cui sbaglia anche l'arbitro e va bene così com'è, cioè, come sbaglia Sipos, come sbaglia Olonisaki, che in questo momento scende a sinistra. Solo che noi, rivedendo sempre le immagini replay da quando esiste la TV in avanti, ci siamo abituati. No, ma anche perché sui gol non puoi fare aspettare il pubblico che si emoziona e poi dopo gli togli il gol. L'emozione, ma io è una roba che non tollero. Cioè, piuttosto io accetto l'errore, lo scopro dopo. Strozzi anche l'emozione del gol, che uno dice aspettiamo un attimino a esultare. Sì, e poi esultano dopo a freddo. Anche di chi segna. Cioè... È un'invenzione del demonio il VAR e affini, se mi permettete. Però col fatto che ci sia, cioè conteggiato che c'è il VAR, secondo me questa sperimentazione di potertelo giocare, secondo me non è male.
dipende sempre come la sfrutti. Sì. E poi insomma bisognerà un po' imparare a conviverci. Calcio d'angolo per la Dolomiti Bellunesi, qui Battistini è andato in anticipo, a momenti si stira, si è allungato tantissimo, infatti ho avuto un attimo un brivido ad anticipare questo scatenato Lonnie Sakin, che comunque si può dire il più attivo dei suoi poi da quando è entrato. C'è forse una sostituzione per la Dolomiti, perché ho visto correre qualcuno verso la panchina di loro, però Sky indugia sul calcio d'angolo e non va eventualmente a farci vedere il cambio, ma non lo so, lo scopriremo dopo magari. E allora corner ancora una volta, Burrai credo col destro, è un altro schema, Agosti, cambio gioco, Lonnie Sakin anticipato di testa da Critta e poi prova a ripartire come un fulmine Alaoui che va via in velocità 1 contro 2 da solo, prova ad andare fino in fondo ma qui anche un po' sbilanciato e poi finisce a terra, si gioca, non c'è fallo, riconquista ancora palla il Lecco, no, non era Alaoui, non ho visto allora chi era che era partito fortissimo. Bonaiti, che azione Bonaiti che ha fatto, sembrava un attaccante. Ha avuto una mezza esitazione, no? Alla tre quarti. Sì. Ma perché ha visto che era da solo. Ma mi era sembrato Alaoui dallo scatto, invece era Bonaiti, bravo, non me l'aspettavo un'azione di questo genere da Bonaiti, che poi però infatti è andato un po' in difficoltà sull'attacco del numero 24 Gobetti, che è entrato Gobetti, non ce l'ha fatta vedere, infatti, per chi è entrato Gobetti, cara Sky, non ce l'hai fatto vedere, intanto dentro Metlica e Miali. Andiamo in pubblicità, poi vi raccontiamo i cambi, ricostruiamo un pochino. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Fuori Mallamo e Pellegrino all'80esimo. Non è ancora entrato. Tanto c'è il corner, seguiamo Crittà. Prova ad arpionare il pallone Sipos, ma non ce la fa. Sipos oggi è una partita un po' difficile, complicata per lui. Ha fatto tanto lavoro venire a pulire un po' di palloni, a prendersi il pallone a fare sponda. Ha fatto tanto lavoro di quel tipo. E dentro anche il giovane Mihali dalla primavera dell'anno scorso, aggregato oramai in pianta stabile alla prima squadra. A destra, è un giocatore di cui si parla molto molto bene, lo sappiamo, l'anno scorso importante, vedremo questi ritagli di partita come li spenderà, si riuscirà a mettersi in mostra. Certo, qui ci sono tutte le condizioni, no? Ha messo Miali e Anastasini, dai, ha messo dentro sì, due gol. ma i giocatori che ha aggregato giovani non ha paura a metterli perché si fida di loro. Tra l'altro sia Miali che Anastasini, cioè Miali ha anche doti fisiche importanti, lo vediamo, no? Un giocatore che ha stazza fisica, ha presenza, è corsa, un giocatore che a mio modo di vedere durante la stagione potrebbe mettersi comunque in luce in maniera positiva. E siamo sul 2-0, poi con l'uomo in più ovviamente Valente si può permettere anche questo tipo di scelte. Oddio, non è che in panchina abbia, però per esempio Voltan non sarà la volta di Voltan oggi, se mi passi il gioco di parole, quindi ci sta, appena arrivato da pochi giorni, da 5 giorni, deve ancora amalgamarsi con il resto della squadra, trovare un pochino quella che sarà la sua dimensione, ma mi viene da pensare, Aldo, che in questo Lecco, con Frigerio, quando Frigerio comunque non è al top, è assente, con un Galeandro visto oggi, può essere davvero Voltan anche un potenziale titolare. Quindi, a proposito di senior, lo dicevamo, abbiamo citato i due giunti al mercato, Metlica e Tanco, e poi è arrivato il terzo, proprio lui, Voltan. Certo che Bonaiti, che però forse aveva un pedigree un po' meno, no? Sì, un po' meno importante di loro, sì. Però è un giocatore che Bonaiti, per adesso, quando l'ho chiamato in causa, sta facendo valere l'esperienza, la fisicità, la lechesità, che una volta sicuramente non secondaria. Battistini, gladiatorio, su Agosti, si va a prendere anche il calcio di punizione, il capitano. Giocatore
fondamentale per lo spogliatoio, per gli equilibri in campo, Matteo Battistini, giocatore che, tornato ai livelli a cui ci aveva abituato la scorsa stagione e 2 anni fa, eccolo Miali a destra, Miali la palla sul mancino, la botta, la grande respinta di Abati, bravo, eccolo, bel movimento, bello spunto, bravo, il giovane bluceleste che non si fa pregare 2 volte, e dimostra, e comunque con questa densità un pochettino maggiore in campo riusciamo di più, secondo me, a elaborare palloni anche in mezzo, no? per costruire, cioè col 3-4 devi attaccare, devi correre, è uno schema. attenzione, prova col tiro a giro di sinistro Anastasini. Jason Anastasini, anche lui vuole mettersi in mostra, però altissimo. Però piace, no, di questi ragazzi, Aldo, che ci provano, non hanno paura. Dicevo prima che il pericolo era di mettersi troppo in proprio, no, da 3/4 in su, però ad Anastasini, cioè ai giocatori diciamo giovani Che puoi passare, ci sta, è grande, cioè hai un'occasione, hai la possibilità, provi. No, poi dimostra anche il fatto che non hanno timori reverenziali, sono in fiducia, hanno fiducia nei propri mezzi anche, no? Sono in fiducia, quindi ci può stare. Bonaiti lavora un buon pallone, gamba, vai, ha spazio a destra, sale, va fino in fondo, Miali dentro il cross spizzato, Critta dall'altra parte prova a rigiocarlo, c'è lì Alloui, vediamo se serve un compagno, chiama l'1-2, Alloui invece vuole andare a calciare, la deviazione che non spiazza Abati, che può arrivare facilmente a prendere. Tra l'altro Abati che è un 2004, veramente un ragazzino, se viene inquadrato da vicino, è davvero giovanissimo. Ma anche lui è autore di una buona partita, perché certo non è colpa sua, no, il gol del Lecco, quindi anche lui per quanto riguarda i giovani, questo è il caso della formazione avversaria, ma si stanno mettendo in luce ancora il Lecco, Anastasina di Mitellare viene anticipato, poi va a commettere fallo. Ecco, l'unico elemento, tirare così il collo a Sipos anche in partite come questa, diventa che poi devi farlo giocare sempre. Non avendo un cambio proprio specifico. Allora se gli tiri il collo anche può fare la prima punta, però lui volendo mettersi 3-5-2. Sì, però voglio dire, no, le devi giocare tutti. anche questa ha fatto 90 minuti, cioè che potevi anche fargli risparmiare. È vero che poi magari ha corso poco nella ripresa, no? però comunque ha fatto 90 minuti. Più gestito, però ora naturalmente Dolomiti che di fatto si è arresa, no? Non c'è più pressione, non c'è più voglia di andare a incontrare, a contrastare l'azione dell'Eco, che su Dolomiti ha sofferto il secondo gol nel recupero e poi l'espulsione. Transizione dell'Ecco guidata da Louis, che vorrà andare ancora una volta al tiro, però che veneziano, ragazzi, eccolo che apre. Bravo, adesso su sì che ci sta. Miali! Bene. Conclusione bravo, potentissima con il destro del 20 bluceleste. E Abati la mette in corner. Non si è fatto ingolosire dal tiro lì in mezzo, gliela data laterale, ci stava tutta. Un po' tardivamente gli ha data lui, però una bella palla, la stoppa un po' male Miali, poi calcia. Poi gliel'ha tirata addosso. Non ha chiuso, all'87. Gli è rimasta alta quella palla qua, se la tira rasoterra segna. Dovevo aspettarla un attimino di più, però. Sì, io magari un tiro tipo calcetto di punta. Aspettarla di più e tirarla dopo. Però davvero che bravo, 2 tiri, uno più potente dell'altro, quelli di Miali,
Corner per il Lecco, battuto l'anticipo e non riusciamo a proporci. Però, insomma, abbiamo chiuso. Naturalmente adesso ci sono tanti spazi da cui può nascere una ripartenza come quella di Alui di prima. Bravo nel condurla, ma sempre un po' egoista. Poi ha visto il varco per Miali dove doveva andare per forza e gliel'ha data. Anastasini, si divertono ora i giocatori blucelesti. Ancora Miali, può andare a cross sul secondo palo, arriva il colpo di testa, la palla rimbalza bravo, e finisce fuori. Bellissimo il cross, bravo. Non ho visto chi è andato a colpire di testa, se Battistini. Adesso lo rivediamo. Bello il cross di Miali, dolce sul secondo Bellissimo palo. Arriva di gran carriera il capitano che la incoccia bene, ma la fa rimbalzare per terra. E la palla poi sorvola la traversa. Tanto il finale a Trieste 1-1, Triestina Ospitaletto. Ha retto almeno il pareggio con l'uomo in meno a Triestina. Manca ormai poco, vedremo anche quanto un minuto sarà poi il recupero. Siamo nell'ultimo minuto di gioco dei tempi regolamentari. E l'espulso a Trieste è stato Gunduz, Quindi gol sì, e poi espulsione. Giusto? che nel giro di 5 minuti si è preso 2 ammonizioni. Croce delizia, Kunduz per la Triestina. Ci prova ancora il Lecco, vuole assolutamente il terzo gol. Battistini, la puntata dalla fuori area e ancora una volta il povero Abati è costretto a metterci i guantoni. Adesso qui ognuno cerca di segnare. Cosa Aldo dicevi su? Dicevo prima, ognuno appena vede una minima possibilità cerca di fare gol. Un po' il tiro al bersaglio è diventato in questo finale di partita. 5 minuti come avevo previsto, anche in questo recupero di secondo tempo. Certo, il vero spartiacque è stato il rosso, no? Sì. A Milesi che Sì, di che ha fatto un po' ha tagliato tolto le gambe. quella voglia, quella verve che poteva avere e aveva a inizio secondo tempo a Dolomiti Bellunesi. Il Lecco ha ripreso fiducia, si è alzato in campo, ha trovato tanti spazi poi per in questi ultimi 20 minuti provare a ripartire e arrivare tante volte a calciare verso la porta di Abati. Viene messo fuori il pallone perché c'è a terra, c'è uno scontro tra Bonaiti e Burrai che rimane a terra. E credo che Burrai si sia fatto male. Entra di gran carriera lo staff medico della formazione di Belluno. E ginocchio sinistro. Burrai che è il giocatore sicuramente più importante della rosa, anche capitano della rosa veneta. Comunque i ragazzi che sono entrati dalla panchina, Aldo, cioè direi molto bene. Sì. Tutti quanti. Hanno dato un po' di freschezza, hanno dato un po' di gamba, di freschezza. Sempre a terra il capitano viene soccorso dallo staff medico, scorre la lancetta dei secondi in questo recupero, ma ormai siamo 92-30, non so neanche se poi verrà fatto recuperare francamente sul 2-0, però. E Dolomiti che è in 10 dall'ultima mezz'ora di gioco di fatto. ...25 minuti diciamo.
viene... Va fuori Burrai, un po' claudicante, ma non sappiamo se potrà recuperare. La scodellata, riparte il Lecco da dietro, insomma, ultimi secondi di questa partita, ultimi minuti. C'è il Corvo di Sala Paruta che commenta. Bonaiti nel cuore del ciclo di centrocampo, allarga sulla destra, vediamo se arriva il terzo gol del Lecco, se la formazione di Valente ci prova davvero o no, dopo averci provato comunque in questi ultimi 20 minuti con l'uomo in più, assolutamente, con tante conclusioni in porta. Battistini in costante proiezione offensiva, qui sbaglia con Sipos, però scivola anche il Agosti, il giocatore della Dolomiti, sfortunato. Può ripartire ancora una volta il Lecco a sinistra con Critta, vediamo se si ferma o sgroppa. No, si ferma, non ce n'è bisogno. Torna da Bonaiti che vede Battistini, mentre Metlica si è piazzato un po' più indietro ed è Bonaiti che tocca tanti palloni a centrocampo. Critta dentro il traversone, rinviato, poi la bella azione di Miali, ancora dentro il pallone, il 3-0 arriva davvero per il Lecco, l'assist per Alaoui, eccola qua sull'asse giovane, assist di Mihali a destra e Miali è un bel giocatorino, assolutamente un bel giocatorino, ha fatto visto tre così cose. Dico, perché non gioca Mamma più di mia, Pellegrino? ha fatto tre cose, così per dire, ha fatto tre cose cioè da biglietto della partita del secondo tempo, Cioè, sì. Mamma mia, tanta roba. E finisce qui? Ma vediamo se si batte poi. Cioè Miali va all'1 contro 1, va fino in fondo, mette dentro il pallone teso e bravo alla Wii sul primo palo ad anticipare il difensore avversario. 3-0. Aldo, certo, ora diventa anche un risultato duro, severo per la Dolomiti Bellunesi, però ci sta tutto nel complesso dei 95 minuti. No, va bene, da morale, questo è un punteggio e 3 punti che danno morale e danno consapevolezza anche, se vogliamo, no? Assolutamente. Soprattutto l'inizio, che sai, all'inizio, insomma, è sempre un momento dove devi partire, ingranare, anche se non abbiamo visto un Lecco che va a 100 all'ora e fa cose straordinarie, però, insomma. Ora ci prova dal limite dell'area la Dolomiti Bellunesi, però Metlica fa buona guardia, prova a fare ripartire ancora il Lecco, c'è il fallo, si prende il fallo, ma qua insomma direi che Diop mette il fischietto in bocca e fischia alla fine di questa partita. 3 punti di autostima per il Lecco, come scrive Stefano Botta, assolutamente. Esattamente, sono concorde. Troppi tempi di silenzio ragazzi, scrive Angelo. Caro Angelo, siamo in 2, manca il terzo oggi e mentre conduco io scrivo anche l'articolo che troverete su LCN Sport. Sveliamo l'arcano mistero, perché a volte non si può fare tutto in pochi secondi. Poi se vogliamo, grande Lecco Bruno, sì, ci sta il fatto che nel secondo tempo la partita non è che poi dava calata spunti. di tono, assolutamente, quindi non dava spunti, tantissimi spunti ci di sta. E ti chiedo se adesso andiamo da Benedetta, Fausto ci collega con Enrica Monticeppi. Ti chiedo anche, questo 3-0 Aldo è, come dicevi tu e come dice anche il nostro amico da casa, una botta di autostima. 7 punti, sei in testa alla classifica, sì. Segnando tanto, 6 gol, subendone pochi. No, è adesso è stata una partita, diciamo, che dà fiducia nei propri mezzi, si cominciano a vedere anche giocatori nuovi, non c'è ancora super freschezza o velocità, però è una partita che dà morale, dà fiducia, dà autostima, ecco, la squadra sicuramente, e fa pensare bene per il proseguo del campionato. Anche se, ripeto, per giocare a questi ritmi
secondo me è meglio il 3-5-2. Per giocare invece quando hai più gamba, quando avrai più gamba, avrai più velocità, sarai più fresco, allora lì potrai invece andare bene anche il 3-4, però per il 3-4 devi avere più gambe, più velocità e più propensione offensiva. Intanto c'è Benedetta da Riga Monteceppi. Ciao Benny. Ciao, se ci sono. Allora, vittoria pesante perché dà tanta autostima ai ragazzi blucelesti. Sì, oltre che poi, guardiamo la classifica, in questo momento siamo primi. Sì, ascolta un attimo, no, qui stanno cantando il coro, un coro importante, la capolista se ne va. Sì, perché in questo momento siamo con il Renate, certo dipende da cosa farà l'Arzignano a Vicenza, però insomma... Vabbè, in questo momento è così. In questo momento siamo primi in classifica. Esatto, no, infatti c'è tanto entusiasmo qui, scherzi a parte, c'è un sacco di entusiasmo e non si sentiva da tanto tempo onestamente. Sappiamo che siamo alla terza giornata, non vuol dire assolutamente niente, però come dicevi tu è una vittoria che dà autostima, una vittoria importante anche per affrontare poi un'altra trasferta che sappiamo già porta con sé. Tra l'altro, quindi... tante note positive oggi, Benny, perché proviamo a parlare dei ragazzi che sono entrati, certo, con l'uomo in più negli ultimi 25 minuti, però, insomma, Miali, l'impatto che ha avuto sulla partita, clamoroso, Anastasini, Alaoui. Sì, confermo tutto, Miali veramente non lo si teneva, c'è un impatto incredibile sulla partita, ma anche Anastasia ha fatto delle giocate con una personalità secondo me incredibile. L'avversaria era in difficoltà, era in inferiorità numerica, però veramente una personalità non da poco per questo ragazzo che è entrato con coraggio, tranquillo, ha fatto passaggi puliti, precisi, delle giocate pregevoli di qualità. Molto. Miali che appunto ha fatto questo assist, ma comunque già prima aveva messo in difficoltà il loro portiere almeno 2 volte. Poi l'altro anche Alaoui è entrato bene, comunque ha fatto il gol che anche a lui può dare fiducia, perché tra l'altro ricordiamolo, in questo momento Alaoui è sostanzialmente l'unico vice di Tipos, l'unico vero vice, quindi bene anche questo perché può aiutarlo a trovare fiducia e ad essere poi pronto nel caso in cui dovesse essere lui a giocare titolare. Ma tante note positive oggi, niente da dire. Assolutamente, sono d'accordo con te. Dai Benny, ti lasciamo allora lì, ti aspettiamo poi fra poco qui in redazione. Okay. Ciao Benny. A dopo, ciao. Allora noi rientriamo, abbiamo fatto un po' questa chiosa, no? Anche con te prima di collegarci con Benedetta. Rinaldo, direi molto bene e soprattutto bello vedere questo entusiasmo della gente per assolutamente un primato che insomma... È vero, mancava da un po' di tempo. Adesso le aspettative si alzano un po' le aspettative e vediamo. Devi vedere, dovranno poi dare delle risposte sia ai giocatori di maggiore esperienza, sia a questi ragazzi che ci stanno mettendo grande entusiasmo e qualità come Miali e Alaoui, e risposte contro avversari più probanti. Quindi Walter si scrive da casa, inseriamo questi giovani. Sì, diciamo che stanno facendo bene per adesso, quando chiamati in causa anche quelli che ci siamo prodotti noi qua in casa, insomma, no? Anastasini, Miali, tutti i prodotti del nostro settore giovanile. Allora ringrazio Rinaldo Maglia per essere stato con noi oggi, grazie Aldo, alla prossima, grazie a Fausto Riva in regia e a Paolo che ci hanno seguito dalla regia, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito invece da casa. Ci vediamo domenica prossima con LCN Stadio alle 15 per Inter Under 23 Lecco, però non mancate l'appuntamento questa sera con After Match in serata, l'analisi della partita da parte mia e di Benedetta Panzeri, domani è lunedì, domani è lunedì. Il blu e celeste, io ormai non so neanche che giorno sia, vivo in un mondo di fragole e poi torneremo naturalmente tutta la settimana per raccontarvi l'avvicinamento con i nostri articoli su LCN Sport. Grazie e buona serata a tutti, forza Lecco! Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.